il senso di questo incontro è, secondo me, molto importante, cioè passare dalle singole lotte, soprattutto lotte che sono quasi sempre di reazione a un problema che ci pongono gli altri, che è un problema di inquinamento, un problema insomma di negativo, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre lo sono. Adesso farò passare da queste lotte che non sono sempre perdenti, e io farò un elenco delle lotte che abbiamo vinto in questi anni nel Veneto, quindi non è un discorso non bisogna farle, non serve a niente, ma passare a un ragionamento sulla nostra vision, la nostra cosa vogliamo noi, qual è il Veneto che noi vogliamo, che non è facile perché si possono fare tanti bla bla, tanti discorsi generici di democrazia, di solidarietà eccetera eccetera, ma non si fanno spesso discorsi concreti, precisi, cose che non siano un programma elettorale per far vedere le stelle che brillano, ma che siano un programma di lavoro dei comitati, anche elettorale, anche dei partiti, anche delle istituzioni, di tutti, cioè che tipo di Veneto noi vogliamo, se vogliamo un Veneto basato su certe cose o su certe altre. Io faccio una cosa molto veloce, faccio un elenco che traggo da questo libro, che molti di voi hanno già letto, quelli delle cause vinte, che parla di una novantina di battaglie vinte in Italia, circa una metà sono state vinte nel Veneto. Le enumero soltanto per far capire che noi non stiamo arrivando oggi da nulla, noi arriviamo da tutta una serie di cose anche molto lontane, che però ci troviamo in una situazione spesso, una sensazione di impasse, cioè diciamo comanda Zaia, comanda Brugnaro, comandano questi personaggi e noi invece eccetera eccetera. Ciao Toglio. Ecco, Toglio era il comunque dei 5, sì. E quindi manca solo Mao in questo momento. Allora vi faccio l'esempio. Cave, scrivimi la famosa marcia dei 100.000 passi del 2008 che sale in Monte Grappa da due cave enormi, una dimezzava addirittura una collina, il Corderolo. Una battaglia vinta alla grande, non vinta così, vinta portando in Consiglio regionale una cosa che sembrava impossibile. Altre battaglie vinte piccole, ma ancora in corso, alcune Caromane ancora in corso, sembrava vinta contro gli Alberghi, ma invece si stanno ancora facendo vivi, però Forte Marghera è stata vinta, doveva essere privatizzato, invece è rimasto pubblico e c'è stato un comitato che ci ha lavorato addirittura 5 anni, dal 2011 al 2015, così altri parchi nati a Venezia, il Piraghetto, a Mestre, eccetera, e la stombatura del fiume di Mestre, il Marzenico nel 2013, che sembrava impossibile, Montetermo difeso addirittura assieme a un ministro quella volta, perché per fortuna aveva una casa sotto Montetermo e non è passato un progetto degli impianti che volevano rovinare. Stiamo parlando vicino a Cortina, la Marmolada liberata dagli Rischi, questo è il Montano Inverness, dal 1998 al 2011, e le metto tutte insieme senza non per ordine di data perché non ho fatto a tempo. E Piazza Ferretto pedonalizzata a Mestre, 1984-86, la serie di piste ciclabili per cui Mestre è diventata una delle città più ciclabili, non la, ma una delle più ciclabili d'Italia, il Consiglio che abbiamo stravinto la battaglia sugli impianti, ma ci sono volute 15 anni, dall'87 al 2012 per chiudere la partita cosiddetta della Palantina. Si è continuato con altre partite, si sta continuando anche adesso, ma sui cervi, sull'eolico, eccetera, ma quella è stata la più importante. L'inquinamento dell'Adige, vinto nel 90, che aveva portato lo Chioggia, Rovigo a non poter bere più, i laghi di Revine che dovevano diventare, secondo la giunta regionale, un bacino di canottaggio. I laghetti di Revine, stavo dicendo, che sono territorio veneto per capirci, la questione del cromo sulla cittadella e sulla zona dell'Alta Padovana, affrontata addirittura nel 1980 dai comitati, laboratorio popolare con Gianni Camino, vinta, trovato inquinatore, non di tutti ma di una parte, e poi anche vicino a noi un paio di battaglie grosse vinte a Monfalcone, ma con il nostro aiuto contro il rigassificatore, 96, la centrale del Val del Mis sul parco delle Dolomiti Veronesi, quella di Chico Testa che nel 2012 si è stata bloccata da grandi manifestazioni,
Tutte battaglie vinte queste, l'Eolico su Cesena, l'Eolico sul Pizzocco vinto nel 2002 e nel 2005, eolici sbagliati, messi dove c'era il passaggio più importante di avifauna, eccetera. Poi ancora Porto Tolle che andava sempre peggio, Carbone, poi Rimusio bloccata nel 2014 dentro il Parco del Delta, le trivellazioni in Alto Adriatico bloccate con 10 anni di battaglie dall'87 al 98, ci riprovano, ma quella è stata una partita vinta con un consiglio regionale portato all'unanimità fuori che uno, il cacciatore, quello Bernardo. Mi viene una parola da dire ma è sbagliato a dirla qui. Qual è la pistolero? No, ma merda veniva come parola, scusa. Non è pistolero? Sì, no, il cacciatore, no, l'altro no, ma non c'era quell'altro, è Berlato che ancora allora votava sbagliato. Poi il tiro classificatore a Gaiarini vinto nel 2015, poi gli elettrodotti enorme, l'Ienz Cordignano che doveva venire giù, che è stata bloccata in consiglio regionale da una battaglia trasversale, li chiamavano quella volta i sindaci della Lega, e poi è stata una consigliera di Forza Italia che ha bloccato tutto, l'hanno espulsa da Forza Italia ovviamente. Ma insomma è stato il 2003, poi ancora le battaglie sulle antenne, vinta qui a Piraghetto nel 2003, vinta su Viale Don Sturzo nel 2004, persa invece nel 2005 al Parco di Suola, addirittura un processo contro di me, eccetera, vinto. Comunque a Gorizia 4 inceneritori, siamo in Friuli, ma alcune cose del Friuli sono legate anche a noi, perché continuamente ci siamo scambiati le forze negli anni 80-90 con un consigliere comunale che è riuscito a bloccarne 4 di inceneritori, fino a è morto nel 2011. Poi ancora 2 inceneritori del movimento Comitati Riuniti Treviso e Venezia, 2 inceneritori Selea-Bonisolo bloccati tra il 2005 e il 2010, anche qui c'era una donna in testa, la Lucia. Poi ancora la Torcia che volevano fare a Montebelluna nel 2002, lì che è stata poi eletta dalla sindaca Pato, su quella battaglia lì col WWF eccetera. Poi ancora l'inceneritore che volevano fare a Cassola, anche quello bloccato, grazie Franco, ti ricorda il nostro studio dell'Ecoistituto, che abbiamo dimostrato che quello che dicevano riciclo in regione era invece un inceneritore, Cassola. L'abbiamo fatto assieme quindi nell'Ecoistituto questo studio, l'abbiamo guardato, l'abbiamo portato lì e abbiamo distrutto No, Cassola Vicenza. C'eri tu, l'abbiamo fatto assieme. Poi ancora Titta che ha bloccato i crematori per 3 anni lì nel 2017, nel Vicentino e non solo, e poi a Sernaglia, ma è la prima delle battaglie, questi siamo nell'87 addirittura, contro le discariche, è stata battaglia Sernaglia quella battaglia è stata enorme, e hanno bloccato l'azienda di Padova che voleva fare, prima avevano fatto le cave, poi facevano le discariche. Poi ancora 2 cementifici di Fumane e di non 16 nel 2016 fermati entrambi. Poi ancora il fronte per Venezia, ma questa è la primissima, siamo contro la terza zona industriale e contro l'emungimento delle acque di Marghera, siamo nel 69, la primissima questa. E il fronte di difesa di Venezia con Pino Rosa Salve, Italia Nostra, le famose contesse. Poi c'è la nostra battaglia contro i fanghi Monteliso nell'84-88 che abbiamo bloccato, poi il plebiscito sul Forgene nel 2006 che ha fatto eliminare il Forgene grazie anche alla sensibilità della ditta che ha detto sentiamo di non essere graditi e hanno chiuso il reparto, non del comune, non dello Stato, della ditta addirittura. Poi ancora a Verona il traforo delle Torricelle che è stato bloccato addirittura da un tecnico comunale che ha fatto valere un impegno che nessuno voleva far valere, una fideiussione che era saltata e il progetto è saltato, siamo nel 2017, una cosa, ti ricordi che me l'hai segnalata tu questa qui, una cosa incredibile, un tecnico che riesce a rovesciare le direzioni. Sì, perché era cambiato il progetto. Il sindaco Tosi, eccetera. Era dovuto cambiare il progetto e quindi è stato il piano finanziario. Hanno sbagliato tutto, ma ci voleva un tecnico che lo facesse valere. Poi la battaglia sull'Expo a Venezia dell'86-90, la Sandra Cecchetto che raccoglie 300 firme dei deputati e che alla fine Alex Langer e Carlo Ripa che in Europa
dicono stop De Michelis, il nostro progetto RAV, anche qui c'è Carlo Di Mezzo, che salva i colli, la RAV e la TAV che andava dritta sopra i Monti Berici e Coliogani, un progetto alternativo fatto d'estate in 2 mesi, con un aereo che ha rifatto la carta tecnica regionale, e alla fine quel progetto lì ha salvato Colli Euganei e Monti Berici. Non voglio andare nel dettaglio perché gli imbecilli ci sono sempre e su Vicenza non hanno accettato il nostro progetto, pazienza, e adesso sono incastrati, però abbiamo comunque ottenuto quello. La Orte Mestre, che ahimè vogliono ancora riproporre, ma che nel 2004 è stata bloccata grazie anche a un rapporto interessante col ministro, l'ex sindaco di Reggio Emilia, non mi ricordo mai il nome, insomma col ministro, un ministro per bene, qualche volta c'è un ministro per bene, ne abbiamo visti 2 adesso. E poi i cervi, 2000 cervi, dovevano far fuori in 3 anni, ma grazie a Toio, a me e al Corriere della Sera, Zaia ha dovuto dire no, giù le mani dei cervi, lo stesso Zaia che aveva deliberato di sterminarli. E poi ancora altre cose, per esempio le basi militari che sono state tolte dal Consiglio, eccetera. La raccolta differenziata spinta dal 93, che è partita da noi, ero assessore regionale allora, ed è andata avanti, come sapete, come la migliore regione d'Europa. La frana enorme, la più grande frana d'Europa, a Chiesa, a Lamosano, bloccata da noi nel 93, è stato un azzardo enorme, con un intervento assolutamente non impattante, una galleria che drenava l'acqua, che drena l'acqua, che ha fatto i parchi che sono partiti, che erano tutti fermi, quello del Sile, quello delle Dolomiti Bellunesi, la fitodepurazione, 20 progetti, tutte cose positive. La legge 27 famosa sui microtesla, del 0,2 microtesla, che abbassava di 500 volte il limite dei campi consentiti nel 93, applicata dal TAR addirittura nel 98, prima che fosse andata in vigore, perché la Corte Costituzionale la continuava a rinviare. E poi il bosco di Carpenedo salvato da Stefano e dai consiglieri comunali, perché volevano farci sopra l'ospedale di Mestre. E poi la pista ciclabile grazie a Ivo Rossi Treviso Stiglia, che è stata un'invenzione pura nostra, il consiglio regionale di Ivo sostanzialmente, che ha detto ma quella roba là, e che la provincia di Padova voleva farci una camminabile sopra, invece adesso c'è una pista che è inviata da tutto il mondo, che non è ancora completa verso Stiglia, ma insomma quasi, stupenda, vi invito, tu la conosci benissimo perché ci abiti praticamente, lei è nata da Ivo Rossi, pensa, ha fatto una cosa buona nella vita di Ivo Rossi, questa l'ha fatta di sicuro. Poi ancora il blocco del proseguimento della A27, ho finito la penultima questa, e qui c'è stata la battaglia di Alex Lang in Europa soprattutto, ma poi di tutto il movimento, e si è fermata a Longarone, anche se qualcuno continua a volere la Venezia-Monaco, cioè a sfondare ancora verso il Comelico, roba del genere. E infine le grandi navi fuori dal bacino di San Marco, vinta questa ma non vinta quell'altra, fuori dalla laguna. Ne abbiamo perse alcune, le dico. No dal Molin, perso totalmente, anche se hanno fatto il parco della pace, ma perso. Il no Mose, così come l'ha voluto il Consorzio Venezia Nuova, cioè che va contro Racqualti invece che a favore, una cosa assurda. Poi ancora il no passante largo, avevamo progettato sulla linea dei Bini ma non siamo riusciti, e hanno fatto un'autostrada. Però se l'ha vinto Presidente Romeo. Aspetta, dopo la dici perché questa non c'è. No. Poi ancora stiamo perdendo nel Veneto l'occupazione del suolo. Il Veneto è la peggiore regione d'Italia, ha superato non in assoluto ma in relativo la Lombardia, cioè va più velocemente della Lombardia, anche se la Lombardia è la peggiore in assoluto come quantità, ma il Veneto sta cercando velocemente di superarlo grazie alla sua legge contro l'occupazione del suolo, che ha 26 deroghe che stanno usando tutte in maniera tale per cui la legge non esiste, un bluff totalmente. Poi ancora non abbiamo mai vinto sulla sanità, la sanità si è via via sempre peggiorata. Poi ancora la questione, appunto dicevo prima, delle navi fuori dalla laguna, e perciò non a Marghera ma fuori. La superstrada pedemontana veneta credo sia lo scoppio più grande che sia mai stato fatto nel Veneto, il più incredibile e il più inutile. La questione dei pesticidi,
la questione dell'inquinamento dell'aria su cui non si riesce a far fronte e la questione dei super ipermercati di cui Mestre è l'eccellenza italiana. Quali dicevi invece che abbiamo vinto? Il tram anziché le metropolitane a Mestre, a Venezia. Ah, va bene, certo. Sì, sì. È proprio una proposta nostra. No, ma me la Dopo ho fatto malamente, ma insomma, no, anziché la metropolitana sotto la città, sotto la laguna, abbiamo no, la sublagунare, eccetera. Adesso finisco con la parte più importante invece. L'elenco, come vedete sto correndo proprio perché l'elenco delle cose secondo me che sono sul tappeto grosse, non quelle piccole, non quelle che abbiamo qui nella via qui vicino. La SFMR, il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Questo è il cuore di un progetto alternativo e che langue dal 1985, quando è stato deliberato. Io sono arrivato in regione e la Ria Sartori l'aveva già portato a Roma ed era già stato approvato nel 1985. Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Stanno facendo la stazione di Via Olimpia qui a Mestre, per chi lo sa, da 20 anni. Da 20 anni, sono 20 anni ci vuole. Si fa subito. La seconda questione in corso, la questione della montagna, in particolare il Bob di Cortina. Voi sapete che sembra che stiamo vincendo, non abbiamo vinto. Sembra che stiamo vincendo, perché la delibera alla Camera è stata votata quasi all'unanimità, ma il pallino in mano assolutamente al governo. Il governo potrebbe dire grazie, ma è troppo tardi, eccetera. È in corso, diciamo che non possiamo ancora cantare vittoria. Le grandi navi fuori dalla laguna, IPFAS, il turismo a Venezia, e non solo a Venezia, ma diciamo a Venezia per dire il caso più eclatante, non c'è molto da stare tranquilli neanche a Verona. La rete ciclabile metropolitana, non quelle cittadine, quelle che portano al lavoro, quelle che si collegano con la città, con la periferia, eccetera. Le sto dicendo tutte e poi ognuno ragionerà su cosa sembra. La questione di Tessera, che è un'altra cosa enorme, sia il raddoppio dell'aeroporto, ma sia soprattutto lo stadio chiamato Bosco, uno stadio che si chiama Bosco. Le questioni delle torri a Mestre, torre di San Marco, 2 torri sulla stazione, 2 torri dietro la stazione, altre 5 torri, grattacieli, tutti più o meno di una altezza circa dai 70 metri in su, 70, 80, anche 90. La questione del buco, l'ex Umberto I, enorme, il centro di Mestre che è un buco, è stato buttato giù l'ospedale e non se ne fa niente. Il comune non vuole fare neanche quello che è di sua proprietà. La questione nel Veneto della democrazia partecipata, la questione dei referendum comunali, che è emersa alla grande in Trentino, in Alto Adige soprattutto, è emersa anche in Emilia Romagna, nel Veneto non se ne parla proprio. Cioè i cittadini non hanno neppure il potere di fare un referendum comunale, quasi mai, perché non c'è spiegato bene come farlo nel regolamento, oppure se è spiegato bene come a Venezia, poi si dice che non si può fare perché non hanno competenza su quel tema. Questione Forseni, no? Raccolte le firme, mai fatto un referendum a Venezia, ma credo mai fatto un referendum consultivo in tutto il Veneto, credo. Forsgena, il ciclo del cloro, non si poteva discutere. Ma non era il referendum, era una consultazione ma no, non aveva nessun valore, era una cosa. È stata la ditta che ha detto abbiamo capito, non lo volete, ce ne andiamo. Sì, ma non è stato fatto il referendum, è stato fatto una consultazione postale nel mese di luglio, tra l'altro. Non hanno fatto il referendum. Cacciari, per non farlo fare, ha telefonato al Ministero degli Interni, che gli hanno detto non è vostra competenza. Cacciari, bontà sua, ha detto non è nostra competenza, però se volete facciamo una consultazione postale. L'abbiamo fatta, 80.000 persone hanno risposto, il 90% ha detto andatevene, la ditta ha capito che era così e in agosto ha detto ciao, vado via. È andato credo in qualche deserto degli Emirati, da qualche parte, benissimo o male, non lo so. Sta di fatto che neanche quello era un referendum. In Regione Veneto non si è mai fatto un referendum, si è tentato di fare quello sulle cave, hanno cambiato la legge nel 1980, pur di non far migliorarla, abbiamo ottenuto il risultato.
fatto, ma non è mai stato fatto un referendum. Questo per dire cos'è la democrazia partecipativa nella nostra regione. E poi in positivo la città 30, cioè le città 30 km all'ora, che stanno andando alla grande, pensiamo a Parigi, e che sta emergendo in Italia, ma soprattutto a Milano, non in tantissime altre città, a Bologna, ecco Milano-Bologna, la città dei 15 minuti, dove in Italia non si sa neanche cosa voglia dire, cioè avere tutto l'essenziale nell'arco di 15 minuti a piedi, la posta, la banca, tutti i negozi e perciò i negozi di vicinato. Ho finito, ho messo sul tappeto queste ultime 15 cose per dire cosa vogliamo noi, non è una visione questa, sono solo cose, non ho fatto tempo, ma dobbiamo cominciare a farne di questo una visione. Io ho finito. C'è la parola a Cani, poi Titta, poi... Io mi infilo in mezzo a queste cose, ovviamente. 4 parole, secondo me, di chiave strategica, sia come sistema di problemi, sia come territorio in senso esteso, come area vasta, come occasione di fare e affrontare un problema da molte parti, da molti livelli, da molti comuni, da diverse province della regione, in modo, se si può, unitario. E qui sta la capacità di elaborazione di una qualche proposta su questi temi. Le 4 parole sono acqua, suolo, mobilità e paesaggio, poi ce n'è una che è un po' chiave. Allora, sulle acque, tutta l'accelerazione dei cambiamenti climatici, accelerazione clamorosa soprattutto in montagna, in attesa e ulteriormente sorprendente gli stessi scienziati che avevano studiato i modelli, fatto le previsioni, anche in quest'ultimo anno si meravigliano dell'intensità, della velocità di certi cambiamenti e della concentrazione in luoghi critici. Tutto il Mediterraneo è un punto critico di particolare accelerazione climatica, tutte le montagne sono un luogo di accelerazione climatica, il nord piuttosto che il sud, che non si aspettava un luogo di drammatizzazione climatica. Ma sulle acque questo comporta uno sconvolgimento di tutti gli equilibri precedenti, sia nel prelievo, sia nel rilascio, sia nell'utilizzo. E intorno ai diversi temi di siccità e di alluvioni o comunque di piene fluviali si sta verificando un'accelerazione dell'assalto ai fiumi, purtroppo è così. Si sta riattivando un grande sistema di assalto ai fiumi per regimarli pesantemente, per continuare a cavarli dietro la parvenza delle casse di espansione e per svuotarli di acqua di quella poca che hanno. Affrontano delle cose dall'ultima. Per direttiva comunitaria dovremmo aumentare l'acqua che viene lasciata ai fiumi, non più per un deflusso minimo vitale, ma per un deflusso ecologico, cioè per una quantità che sia in grado di mantenere vive le popolazioni presenti nei fiumi e tutti gli ecosistemi fluviali dell'alveo e delle rive. In realtà questo comporterebbe un'ulteriore riduzione ai prelievi d'acqua sia per le derivazioni energetiche sia per le derivazioni agrarie, che sono l'uso prevalente, larghissimamente prevalente rispetto a tutti gli altri usi antropici, anche per industriali, che pure sono importanti in certi luoghi. Per cui di fronte alla normativa che andrebbe in vigore dall'anno scorso, di fatto la Regione Veneto sta introducendo una proposta martellante di sistematiche deroghe agli obblighi di minimo deflusso ecologico, il che vuol dire rischiare di lasciare i fiumi senza acqua per alimentare sostanzialmente i prelievi agrari di usi pregiati, tra virgolette, quelli forse, se vogliamo, anche più discutibili, la diffusione del prosecco soprattutto, che è largamente ha un grande fabbisogno, anche perché se ne estende la superficie. Ero l'altro giorno sulla sponda destra del Piave lungo il Montello e si vede sul lato opposto, sulle colline boscate della zona tra Montebelluna e Conegliano, l'incisione proprio geometrica del bosco che viene abbattuto per realizzare
i nuovi vigneti. Questo tema della regolazione del flusso è uno dei grandi temi. Contemporaneamente c'è l'altro grande tema, quello di assaltare i fiumi per metterli in sicurezza idraulica di fronte a un'accelerazione della frequenza dei fenomeni, cioè l'intensificazione dei fenomeni drammatici attesi. E qui tornano in ballo i grandi progetti delle casse di laminazione sul fiume Piave e dell'utilizzo dell'ex idea o Moncone, cosiddetta idrovia Venezia-Padova, per scaricare il Brenta in laguna. Due temi non nuovi, ma che diventano drammaticamente urgenti perché si riapre la discussione. Quella sul Piave, per dare un'idea, queste casse di espansione sul fiume Piave non sono pieno di argini, sono delle vasche enormi, 3 gradoni di vasche che scendono praticamente a metà dello sviluppo del Montello, a nord del Montello, con degli argini in cemento armato alti dai 6 ai 10 metri di divisione di questi 3 gradoni enormi, e con uno scavo dell'alto del fiume per qualcosa di 6 metri in profondità, quindi una garanzia di prelievo di quantità di inerti per i cavatori dietro la scusa delle casse di laminazione, qualcosa come, non so se 10 o 20 milioni di metri cubi di ghiaia da scavare. E perché a nord del fiume del Ponte Priolo anziché a sud, dove invece ci sarebbero le grave di Papadopoli, che erano naturalmente la zona di espansione, appena si arriva in parte terminale dell'alta pianura, comincia la bassa pianura, lì il fiume si espande, naturalmente si espande, gli argini del fiume sono larghi chilometri, c'è un'isola intera in mezzo al Piave che non è in protezione idraulica, che è destinata all'esondazione e alla tracimazione quando serve, gli abitanti lo sanno da sempre, non ci sono gli argini a proteggere l'isola, ma non si fa lì dove sarebbe naturale, perché a valle di Ponte Priolo ci sono 4 grandi insediamenti di cavatori in fiume che non possono essere toccati evidentemente, oppure perché più in là ancora, in Grave di Papadopoli lo stesso, e ancora più a valle, e ci sono lande intere di vigneti a Prosecco, dove invece c'è il fiume, e quindi non possono essere toccati secondo la situazione. Quindi di fatto per regimare il fiume si va in qualche modo a peggiorare la condizione di cavatura mascherata da parte dei cavatori e di dissesto dell'uso del fiume per i cavatori stessi e per i vigneti propri in zona. Non a Papadopoli, ma a... Che cosa? Non a Papadopoli, le casse, ma a... No, cioè le stanno pensando a Ciano del Montello, a Ciano del Montello, che è una località verso la parte più elevata, più a nord, più a monte del Montello sostanzialmente. E lì c'è una zona pure di allargamento del fiume, ma non grande come quell'altra, però lì invece evidentemente non ci sono interessi, quindi è il luogo della concentrazione maggiore europea di orchidee, delle varietà maggiori possibili di orchidee, censita da Cesare Lasa e tutti i suoi floristi esperti, che è un pregio assolutamente tutelatissimo dalle norme comunitarie. Sarà bello da ridere vedere come si fa a esorcizzare il tema minacciato dell'incolumità umana, perché è vero che il fiume Piave a valle della bassa pianura da Ponte di Piave in poi è un fiume a elevato rischio, ma è vero altrettanto che ormai per direttiva comunitaria, per prevalente cultura della sicurezza dei fiumi, si sta intendendo la incolumità, la messa in sicurezza delle popolazioni con strumenti non strutturali, con politiche non strutturali, cioè non costruendo, ma gestendo in modo accorto la sicurezza, la prevenzione, l'allarme, la protezione dell'emergenza. Quindi si mettono in sicurezza le vite anziché immediatamente con strumenti leggeri, praticabili un anno anziché 10 anni aspettare la costruzione, e poi per il resto giocarsela in modo misurato. Probabilmente vanno ripristinate delle capacità di laminazione più distribuite, più contenute, più naturali, ma aumentando la capacità di drenaggio dei territori, di conservazione a monte delle acque del territorio più diffuso, sia nelle abitazioni con i tetti verdi, con i suoli impermeabili, con i parchi urbani che devono essere pensati anche per la capacità di retenzione idrica. Dietro questo discorso dell'acqua c'è un disegno complessivo di ripensamento della gestione minuta delle acque, di ciascuna attività umana, dall'agricoltura alla costruzione e alla gestione urbana,
dai prelievi industriali, dall'uso agrario alla sicurezza delle montagne. Io sto facendo una sintesi di quello che dico. Di fronte all'accelerazione climatica il territorio si sta rimettendo in moto, teniamo presente questo, si sta rimettendo in moto il territorio che noi ci siamo illusi per un secolo di tenere fermo, di imbragarsi, di stabilizzare le frane, stabilizzare i fiumi, stabilizzare gli argini, e invece il territorio, grazie a questa spinta, si sta rimettendo clamorosamente in moto, come aveva fatto nei secoli precedenti. Anche in Germania quel tipo di alluvione era già noto nei secoli, nei millenni precedenti, solo che adesso ci si era illusi che non ci fosse più, e invece tornano ad accelerarsi queste cose. Mi riferisco alle frane, numerose frane che si mettono in moto, nuove frane in montagna o si rimettono in moto, i fiumi che diventano maggiormente instabili e anche pericolosi in montagna, i torrenti. Per cui di fronte a tutto questo sistema delle acque c'è un pensiero, un documento che è molto bello, che lanciamo, che è sostanzialmente redatto dal Centro Italiano di Pianificazione Fluviale, da CIPRA, quella comunità di ambientalisti tecnici per le Alpi, e dell'associazione Free Rivers che difende i fiumi, siccità, alluvione e gestione dei corsi d'acqua di fronte alla crisi idrica. Questo affronta in modo complessivo. Allora la nostra capacità è di pensare, affrontare in qualche modo sistematico, complessivo, una strategia che metta insieme tutti i temi locali in un pensiero, un'iniziativa che offra una nuova prospettiva di gestione naturale, basata sulla natura, delle diverse crisi di prelievo e di alluvione. È possibile farlo, però ci vuole una cultura completamente diversa. Bisogna avere la capacità anche un po' tecnica di riaprire l'attenzione diffusa nei comuni ai piani di gestione delle acque e ai piani di gestione delle alluvioni, che sono due strumenti importantissimi, sconosciuti ai più, di cui c'è una partecipazione formale ma non una diffusione del sapere a livello popolare, e che invece sono strategici perché dovrebbero forse essere strategici, poi in realtà vengono sempre smentiti dalle province e dalle regioni per interessi clientelari, per interessi spiccioli, e quindi le autorità non riescono a imporre le loro soluzioni. Però sono dei documenti che possono essere attivati e vigilati e ripresi in mano per gestire. Le ultime novità sulla gestione della laguna vengono da lì, per esempio, no? Le prescrizioni che vengono dall'Unione Europea su come si gestiscono le acque in laguna, anche il piano morfologico, c'è già un'indicazione comunitaria, cioè dell'autorità di bacino, per indicare per esempio il riequilibrio morfologico, l'interruzione delle cause di dissesto della laguna, le soluzioni drenanti. Lo dicono anche i documenti dell'autorità di bacino, ma lo dicono in modo forse inefficace o comunque non viene seguito. E invece acque, suolo. Sul suolo bisognerebbe forse mettere in piedi come prospettiva una iniziativa comune a tutti di interruzione del consumo di suolo. Dico una ovvietà, già lo diceva Michele, ma trovare il modo per riprendere in mano le norme che pure i comuni hanno, quelle poche norme non derogate, ma anche la vigilanza su quelle derogate, in modo che ciascun comune possa avere consapevolezza di quali sono gli strumenti, i momenti e anche le forzature che spesso ci sono, anche nei nostri comuni maggiori. Scopriamo per esempio a Venezia che pur essendoci un piano del territorio che stabilisce delle soglie di quantità nelle diverse zone per diverse funzioni, la contabilità delle concessioni emesse, rilasciate, viene effettuata, si registra il numero e si mette in archivio. Nessuno fa i totali, se si è raggiunto già la capacità massima del piano o meno, è così. Quindi se succede a Venezia, chissà cosa succede ovunque, insomma, no? E quindi il pensiero di riprendere in mano in modo capillare e diffuso, con i saperi che ci sono, con molte tecniche e entusiasmi che ci sono nei comitati in giro, riprendere il controllo dell'uso del suolo, arrivando, se possibile, vediamo un po', a mettere a fuoco, avremo già qualche appoggio tecnico, una ipotesi di referendum regionale sulla legge sulle regole che sulle 26 deroghe sostanzialmente. Tra l'altro anche la regione si è accorta che ormai è un disordine normativo ingestibile per gli stessi tecnici, perché se si vedono gli ultimi articoli della legge 11/2004 sono pagine e pagine di deroghe, incastri incredibili, ormai difficili, tanto che i tecnici, non i politici, sempre i tecnici, si sono messi d'accordo, hanno proposto agli amministratori regionali di riscrivere la legge per mettere un po' d'ordine, perché non si capiscono neanche loro effettivamente. Quindi probabilmente viene cambiata anche la legge, non si è riscritta e reinterpretata, però abbiamo la capacità di proporre.
Quindi sul suolo pensare questa cosa che dia uno strumento comune a tutti e che possa in qualche modo trasformare molte esistenze locali in una proposta strategica regionale complessiva. Sulla mobilità hai già detto, quindi in parte ti ripeto, l'SFMR bisogna avere però un progetto, un schema non basta il nome, bisogna sapere dove è più urgente, con quali modalità, su che linee, avere una proposta che possa essere spendibile e possa essere comprensibile anche, che vuol dire anche mettere le mani sulle concessioni degli enti locali. SFMR vuol dire Sistema ferroviario metropolitano Mestre, regionale. Treviso, Padova, Castelfranco. Questo è l'SFMR. Conegliano, Poi Vicenza, ci sono state Vicenza, c'è stato San Donato, c'è Rovigo, stato, che hanno detto, e colleghiamo anche tutto il resto. San Donato. Si arriva a Vicenza da una Verona, insomma, questo è l'SFMR. Tutto con ferrovia locale cadenzata, ogni 20 minuti. E lì quello che è stato fatto, si sono costruiti strade, sottopassi, parcheggi, invece che fare treni e scambi, e poi quello che è successo, sono spesi 20 anni a fare queste cose, si sono scelte le linee meno cariche, quella per Castelfranco rispetto a quella per Conegliano Treviso Padova, che invece era il doppio più carica, ti ricordi il ragionamento che è stato fatto. Partiamo subito da lì che c'è la capacità, quell'altra era il binario unico, invece si è perso, è partita da quella più difficile. Ecco, riprendere in mano questa cosa con un qualche ragionamento tecnico, bisogna avere una proposta, perché altrimenti su questo la regione è diventata più competente, perché dovendo pagare da un po' di anni le convenzioni con FS per il trasporto regionale, c'ha qualche tecnico e c'ha qualche assessore che comincia a ragionare, quindi non è più come 20 anni fa in cui c'era l'ignoranza totale, bisogna avere una capacità anche di interlocuzione e di proposta attenta a quando poi ci sono i momenti decisionali. Sulle biciclette hai già detto, dal tempo insisto, è tempo di fare la rete ciclabile metropolitana di connessione tra le città, ma non lungo gli itinerari turistici o ricreativi dei fiumi, che va benissimo, o gli itinerari paesaggistici, ma lungo le strade principali, lungo le grandi strade storiche, il Terraglio, la Castellana, la Pontepana, l'Adriatica, quella a sud di Padova, come la Padana. Ecco, no? Queste grandi strade sono strade che sono capaci, che attraversano tutti i grandi centri più popolosi, e lì va fatto il trasporto, lo sviluppo delle piste ciclabili, anche perché grazie alle pedate assistite adesso si sta allungando lo sbraccio e quindi anche le percorrenze. Una ultima cosa, hai già detto benissimo, sulla regolazione della mobilità interna, che vuol dire anche riprendere in mano un pensiero strategico non solo dei 30 orari, ma anche delle interruzioni degli attraversamenti urbani, degli accessi urbani, di un sistema intelligente e non provocatorio, come è stato fatto invece, o distorto, di parcheggi non interni ma esterni, o meglio ancora alle origini del movimento, cioè presso le stazioni e le fermate ferroviarie, in modo che si prendano i treni, ma un pensiero anche per i pedoni. I pedoni sono sempre ignorati ovunque, invece in Francia e in Svizzera si cominciano a fare i piani pedonali, come dei piani per le piste ciclabili, i piani per gli itinerari pedonali, con un pensiero che sono grandissimi, ma di mettere a fuoco le località principali, i percorsi principali, l'attrezzatura, le continuità, la protezione, i servizi, il conforto, avere un pensiero che la città avere anche degli automobilisti quando scendono sono poi pedoni, no? E quindi una città confortevole, è una città anche a misura che consente anche quegli sbracci controllati, limitati, i famosi 15 minuti. Pensare alla qualità, quante volte ci troviamo in situazioni vergognose, in pericolo, dequalificate, mal illuminate, mal pavimentate, costrette a saltare tra le automobili. Non c'è proprio un'attenzione sistematica, invece è possibile farlo con strumenti che prevengono anche le infrazioni, gli abusi, perché si può attrezzare e costruire anche la sistemazione fisica in modo che si protegga da solo in qualche modo. Ultima cosa che dicevo, acqua, suolo, mobilità, paesaggio. Ultima cosa, siamo in condizione di totale, dico paesaggio che vuol dire complessivamente tutte le risorse e le valenze in senso lato ambientale, storiche, archeologiche, paesaggistiche, in senso come dire, di paesaggio antropico anche, ma sono anche naturalistiche, dai fiumi, dalle acque, dai sistemi, dalle specie protette. Tutto questo sistema è in forte arretramento di tutele normative, arretramento. Abbiamo da 10 anni di applicazione delle norme sulla valutazione di incidenza delle aree, dei progetti delle aree SIC-ZTS, le aree comunitarie, in cui di fatto la comunità europea stessa ci ha criticato e quasi messo in infrazione dicendo ma queste vinca non servono a niente. C'è una nuova normativa
che è stata l'INCA di valutazione di incidenza ambientale. Sono fatte pro forma e danno sempre ragione ai progetti, non c'è mai incidenza, e invece su questo l'Unione Europea ci ha criticato pesantemente, lo Stato italiano è stato costretto a fare la norma, con le regioni con una discussione feroce, perché le regioni sanno che quelle norme rischiano di essere devastanti per molti progetti, perché si dà priorità nella norma comunitaria alla tutela dei beni primari come habitat e come singole specie talvolta. Quando sono primari vanno difesi anche a scapito dei progetti. Ma questo non è mai successo in Italia soprattutto, e invece deve succedere. Però su questo si apre una partita di resistenze difficili, perché le INCA non sono pubbliche, mentre le valutazioni di impatto ambientale sono pubbliche. E poi complessivamente sui vincoli ambientali c'è una sistematica arretramento. Si è tolta l'obbligo della verifica della valutazione preventiva archeologica preventiva ai piani, si è tolta la capacità di intesa alle valutazioni di impatto ambientale, la doppia firma del Ministero che c'era a suo tempo, no? Il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Cultura, non c'è più la doppia firma, si è ridotto un parere non vincolante, il contributo del Ministero. Devi dire che cosa dobbiamo Allora, fare? su questo la grande arretratezza veneta è di avere finto di voler fare il piano paesaggistico insieme e dentro il piano territoriale di coordinamento, che è il piano, diciamo, urbanistico regionale, che ha anche valenza di sistema di riconoscimento, classificazione e protezione di tutti questi complessivi beni, che in realtà non c'è, e che è posticipato, rinviato, sistematicamente preannunciato, promesso, poi svuotato. O il piano paesaggistico da solo, o il piano territoriale di coordinamento con valenza paesaggistica, che assume questi contenuti. La norma del Codice del paesaggio è del 2004, siamo a 20 anni, prevedevano delle norme anche a scatto automatiche che se le regioni non provvedeva il Ministero. Il Ministero è quiescente, ha continuamente firmato nuove convenzioni, 3, 4, 5, 6, per cominciare i lavori, per cominciare il censimento dei beni che non è ancora finito, non è ancora pubblicato. Siamo tirati a venire, non lo vogliono fare. Non lo vogliono C'è fare. qualche regione che l'ha fatto? Sì, ce ne sono regioni che l'hanno fatto. Bene. Ma la maggior parte non è ancora fatta, siamo più indietro. Ho fatto una verifica qualche mese fa, la maggior parte dei territori, sia come superficie sia come numero di province e regioni, sono in arretrato, ed è un grave buco, perché di fatto di fronte. Un'ultima cosa, tutto questo trova forse un legame sulla grande emergenza dei cambiamenti climatici. Allora, su questo purtroppo devo dare cattive notizie, perché dalla sede centrale non sta arrivando niente di buono. Posso fare una domanda dopo? Dopo, prima di finire. Cioè quello che intendi per sede centrale? A livello centro-nazionale, a livello nazionale. Che deve Manhattan. No, certo. Quello che doveva essere il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, l'adattamento, la prevenzione, la sistemazione del territorio, delle attività, in modo che i cambiamenti climatici possano fare il meno danno possibile. Questo è l'adattamento, no? E che ha 1000 possibilità di azioni, tant'è che il piano, il cosiddetto piano, è un catalogo di attività, ma nessun programma, nessuna scadenza, nessun finanziamento. È messo lì, tanto non è un catalogo. Come si chiama? PNAC, Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. PNAC, con 2 C finali. E di conserva le regioni più retrive sono legittimate a aspettare, evidentemente. No? Qualche regione ha fatto un suo piano regionale, una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, ed è da inseguire. La regione Veneto bellamente indietro, non gli frega assolutamente nulla, e su questo forse avremo da dover attivare, come sul tema del piano energetico, su cui forse va a incastrarsi direttamente, su cui mi pare che la regione sia... Anche in Puglia invece sta lavorando sul PNAC comunale. Ecco, perfetto, benissimo, perché molte attività, magari a livello locale, si possono già, di fronte alle emergenze drammatiche, come in Venezia è chiamato, ma le emergenze sono quasi ovunque, evidentemente. Niente, basta. Un'ultima considerazione, un minuto. Su questo credo che la sfida sia anche quella di risaldare le alleanze tra tutti i soggetti che amano il territorio, diciamo così, che sono attivi nel territorio, dalle associazioni locali, alle associazioni nazionali, su cui c'è molto da ridire, che spesso hanno degli atteggiamenti, dei comportamenti, degli atteggiamenti di fronte ai grandi temi nazionali che sono discutibili, ma vanno recuperati comunque, perché se non abbiamo questa forza, e anche delle alleanze con dei tecnici e anche dei sindacati,
perché non ci sono gli amici che stanno collaborando con noi, degli amici nei servizi tecnici, su cui bisogna avere la capacità di saldare quello che era la rete. Roberta, una domanda? Io volevo fare una domanda che riguarda la geoingegneria climatica, i pro e i contro, perché comunque è da moltissimi anni che viene anche applicata contro, e non so a chi sia in mano effettivamente, però viene praticata e vorrei capirne. Io so poco, però c'è, ma è più mi pare per le allodole, per traccheggiare di nuovo compromesse tecnologiche. Secondo me in Italia non c'è sicuramente nessuna intenzione di affrontare una cosa del genere che sappia io. Magari qualche progetto sperimentale giusto per copertura, perché di progetti sperimentali ce n'è ovunque e tanti, ma capacità poi di costruire realmente sì, beh, c'è già comunque fa parte cloud sending, praticamente disseminazione delle nuvole, queste cose qua. Sono cose anche militari, poi entriamo in ambiti. Sì, ma lo Stato italiano non c'ha questo tipo di prospettiva, non sta neanche. No, ma io chiedo in generale, perché è una cosa molto complessa, cioè fa parte di geopolitica dopo tutto. Sì, certo. No, ma su quello mi pare che ci siano comunque capacità di controllo. No, sono preoccupata. No, certo, fai benissimo di farlo. Fai benissimo, perché si stanno sperimentando le cose più immaginifiche, di oscurare il sole, di cose la scienza che sarà tutto sempre. Sì, esatto. No, infatti con la scienza mettono a tacere tutto, ma la scienza con l'H. Sì, sono tutti. Dite Fazio. Ecco, mettiti qua se vuoi, poi sta seduto? No. Se vuoi, farti vedere di quelli che sono state dette delle cose interessantissime e soprattutto sono state fatte da parte di tutti delle proposte che riguardano l'importanza di creare un fronte comune fra tutte le associazioni e i cittadini per procedere verso un'alternativa delle lotte che stiamo facendo. Ha letto Michele un elenco lunghissimo di battaglie vinte, ma alla fine, avendo vinto tutte queste battaglie, abbiamo perso la guerra. È così. Perché rispetto a quando abbiamo cominciato a fare queste battaglie che non abbiamo mai finito, la situazione è sempre peggiorata, perché dobbiamo renderci conto che dobbiamo contestualizzare tutta la nostra attività in questo momento all'interno dei processi enormi che stanno avvenendo a livello mondiale, che sono processi economici spaventosi, di crescita incredibile del neocapitalismo, come non era mai stato registrato nella storia dell'umanità. Adesso ci sono dei singoli cittadini che nel giro di pochissimi anni diventano talmente ricchi che sono più ricchi di uno Stato. Esatto. Sì. Abbiamo fatto un'Europa in cui le regole di governo agli Stati le detta una banca, ma una banca privata. Se io chiedessi a qualcuno ma che cosa è l'Europa? È una confederazione? È una federazione? C'ha una Costituzione? Ha un presidente dell'Europa garante? No, l'Europa è il trattato di Maastricht, dove si dice che la banca passa i soldi alle altre banche e gli Stati devono pagare gli interessi per poter avere questi soldi. E poi significa anche che bisogna privatizzare tutto. Cioè esattamente di quegli anni gloriosi del dopoguerra, quando tutti gli stati d'Europa si orientarono secondo delle regole keynesiane e neo-keynesiane di intervento pubblico da parte degli stati. Per cui quando i nostri padri costituenti fecero la Costituzione e organizzarono lo Stato, lo organizzarono in maniera tale che doveva rimuovere le difficoltà, le differenze, eccetera. E lo Stato lo ha fatto, lo Stato è intervenuto, ha portato l'Italia, che era un paese agricolo, lo ha fatto diventare un paese industriale.
è diventata la quarta area produttiva del pianeta. In questo ci sono stati, ovviamente sappiamo tante cose che non vanno bene, però il ruolo dello Stato è quello di trasformare un paese di contadini in un paese di operai, in una società civile, eccetera, e anche di fare, per esempio, l'ultima delle riforme, un servizio sanitario eccellente che praticamente consentiva di curare in maniera uguale, senza sborsare una lira, e permettendo di fare un balzo che ha portato l'Italia al secondo posto mondiale anche per quanto riguarda la speranza di vita e anche le condizioni di salute dei cittadini. Tutto questo è stato esattamente il contrario di quello che poi è venuto e cominciato a galoppare alla fine degli anni 70, perché la riforma sanitaria è stata l'ultima canto del cigno di queste politiche innescate dallo Stato, ed è cominciata la raffica, la penetrazione, intanto che era cominciata prima, dell'ideologia neoliberale in tutti i paesi, in tutti i partiti socialdemocratici europei e dentro il Partito Comunista. Quindi la battaglia ideologica era già perduta e tutte le forze politiche, anche di opposizione, pensavano di fare questa opposizione all'interno di un pensiero unico, che era il pensiero della concorrenza e della come si chiama, libertà di mercato, in parole povere che il mercato decideva, diventava l'elemento fondamentale di decisione delle politiche di tutti i cittadini e degli Stati. Tant'è vero che anche ora non si vergognano di dire, quando fanno una legge in Parlamento, vediamo come reagiscono i mercati. Lo sentiamo alla televisione e alla gente sembra normale questo, che se i mercati reagiscono male questa legge va cambiata, no? Ecco, allora diciamo che dobbiamo contestualizzare tutte le nostre lotte all'interno di un fenomeno enorme che è proprio la realizzazione, la costituzione di queste oligarchie, chiamiamole multinazionali, chiamiamoli oligarchi russi, chiamiamoli l'unico Stato dove peraltro comunque non c'è divisione dei poteri e quindi non c'è quella libertà democratica che dovrebbe essere, è la Cina, dove in Cina nessun multinazionale detta regole al governo, almeno lì la politica la detta il governo. Sono nazionali, ma non governano, è capovolta, però naturalmente è come qua, ecco. Allora tutto il nostro agire, nel momento in cui anche adesso abbiamo sentito già i sussurri perché c'è questa crisi, sta per cominciare lo spread di nuovo e si dice, però presentate questo vostro bilancio che si sa che purtroppo è in deficit, ma mi raccomando, ve lo possiamo accettare solo se accettate di fare le riforme. Le chiamo le riforme, ma le riforme che loro vogliono sono riforme liberiste. E la lettera di Trichet, ve la ricordate, del 2011, quando poi cadde il governo Berlusconi, diceva dovete privatizzare tutto, tagliare le pensioni, abbassare gli stipendi degli impiegati dello Stato, insegnanti, studi, e quindi portare lo Stato in uno stato di assolutamente impotenza. Allora noi all'interno di tutta questa situazione in cui questi hanno il controllo della stampa, della televisione, di tutti i media, per cui, come diceva Carlo Marx, la classe dominante, la cultura di uno Stato, in questo caso del pianeta, è la cultura della classe dominante, o dei ceti dominanti in questo caso, perché non sono più una classe, sono un piccolo numero, perché loro possiedono tutti gli strumenti di comunicazione per ogni giorno riempire la testa delle persone a cui sembra logico, per esempio, che un treno ad alta velocità debba attraversare una città come Vicenza, spaccandola in due. La gente di Vicenza lo trova normale questo fatto. C'è stata una bella manifestazione ieri, ci sono state più di 2000 persone, hanno sfilato per la città, ma Vicenza non ha 2000 abitanti e in tutti questi anni, da quando
l'ex sindaco Variati fece di tutto per far passare questo treno dentro la città, non si è mai sentito, a parte qualche intellettuale, ma che comunque è rimasto lì, non si è sentito la gente dire, ma che cavolata è questa? Ma come un treno ad alta velocità, che per rallentare deve cominciare 40 km prima e per riprendere la sua velocità ci arriva 40 km. Quindi un treno che viene considerato tipo l'antico accelerato perché dovrebbe fermare a tutte le stazioni. Una cosa assurda, già di come si parla di questa cosa qui. Mi ricordo il mio paese, Caltagirone, alla fine degli anni 50, quando finalmente si decise di fare una superstrada, perché non esisteva in Sicilia, a 3 corsie, quindi molto pericolosa, che finalmente da Catania raggiungeva Caltagirone e poi scendeva verso Gela con, diciamo, di comunicazione il Mar Ionio col mare africano. Quando i commercianti di Caltagirone seppero che il percorso della superstrada non era all'interno della città, andarono subito dal sindaco, ma come? La superstrada non passa dentro il paese e noi come facciamo a vendere la roba a quelli che passano? E allora il sindaco in testa con questi qua va in prefettura e viene mandato via a carcere e sedere, perché era ridicolo chiedere questo, era ridicolo chiedere che è una superstrada. Infatti c'è Caltagirone Sud, Caltagirone Nord, basta fare 2-3 chilometri e si va in paese. Ma è assurdo pensare che a Vicenza, non nel 1959, ma nel 2023, i sindaci ragionano come ragionava questo cretino di sindaco 50 anni, 60 anni fa, di più ancora. E questo è possibile e questo è uno dei punti che dobbiamo affrontare. Adesso devi tu andare verso il futuro, dire cosa dobbiamo fare. Certo, è così. Infatti, allora, il contesto quindi è questo. E questo contesto governa perché, come la campagna pubblicitaria dei prodotti, lava le coscienze delle persone, in modo che le persone trovino naturali questi fenomeni, che non sono naturali. Secondo, il concetto di democrazia è importante, perché ancora su questo non si è fatta chiarezza. Molti confondono ancora, perché la stampa libera fa confondere le persone, che il concetto di capitalismo sia sinonimo di democrazia, in quanto quando finì la guerra, diciamo che gli americani rispetto ai sovietici avevano l'aspetto di un paese, erano un paese dove c'era una maggiore libertà sia pure formali, mentre in Russia, lo sappiamo, il comunismo veramente era disastroso sotto questo punto di vista, non esisteva nessun dibattito, la gente veniva mandata nei gulag se si permetteva di contestare il centralismo democratico. Ma invece da quell'idea è nato il fatto che la patria della democrazia e della libertà fossero gli Stati Uniti, malgrado non ci fosse il maccartismo, malgrado gli Stati Uniti avessero, dovreste leggere un libro che si chiama Metodo Giacarta, dove ci sono tutti i colpi di Stato provocati dagli Stati Uniti in tutto il mondo, partendo dall'Indonesia, tutta l'America del Sud, l'America centrale, ultimo il Cile e così via. Cioè la patria della democrazia andava avanti producendo colpi di Stato ogni volta che il terzo mondo cercava di uscire dal colonialismo e fare. Allora noi, e adesso diciamo cosa si vede, allora quello che diventa, bisogna spiegare che invece è come il gioco del Monopoli, chi vince perché fa fallire tutti gli altri. Il capitalismo, abbiamo detto, provoca oligarchia. In America, se non ci sono le grandi big pharma, il big oil e così via a finanziare la politica, e non ci prova nessuno a mettersi a fare il senatore, ed è perfetto, cioè concorre alla carica di senatore, ed è normale perché lì comanda i grandi capitali, quindi non è che c'è democrazia. I giornali e le catene della stampa sono tutti in mano a grandissimi capitali. Quindi c'è una pseudodemocrazia perché ci sono due gruppi fra di loro, sempre capitalistici e sempre estremamente ricchi, che si confrontano per motivi di clientela, di interessi, eccetera. E allora
si dice che c'è la libertà di stampa, perché uno è a favore dei democratici, l'altro a favore dei repubblicani, che però sono la stessa cosa. Quindi, quando parliamo allora noi, cominciamo con innanzitutto dobbiamo chiarire questa cosa e dire che noi, appena diciamo che l'Europa fa queste cose, ci dicono ecco, populista e non sei europeista. Ma che cosa vuol dire europeista? L'abbiamo detto prima, non vuol dire nulla se non ci diamo dei nuovi contenuti a un'Europa, perché noi siamo per la pace, l'Europa dovrebbe mediare la pace, per esempio impedire che si combattesse in Ucraina e così via. Noi dobbiamo pensare intanto a un'Europa democratica e ecosocialista. Cioè un'Europa che pensa a non mettere al primo posto la banca e il mercato e quindi subordinare le banche allo Stato o alla Confederazione, se fa una Confederazione, subordinarle alle regole delle popolazioni e non alle regole di mercato, cominciare a pensare all'Europa come un momento di collaborazione e non di concorrenza mascherata come quella che hanno fatto in Grecia, dove hanno salvato le banche e ammazzato le persone. Allora, quando noi diciamo tu non sei europeo, no, io sono d'accordo che ci debba essere un'armonia tra i popoli europei, però questo non deve cancellare la Costituzione, non deve cancellare i nostri parlamenti, non deve metterli al servizio della finanza internazionale. E quindi per fare un'Europa, come diciamo noi, e per evitare che questo processo di distruzione di quelle che sono le regole democratiche anche in Italia, perché per esempio, non so se vi siete, nel secondo si parlava di Zaia, ma dappertutto, anche nelle istituzioni, si cerca sempre di concentrare il potere negli esecutivi e svuotare anche le minoranze della possibilità di controllare e di opporsi alle regole, al potere degli esecutivi. Gli esecutivi diventano sempre più potenti. E quindi anche Zaia, per esempio nella sanità, mette i suoi colonnelli, se ne fotte altamente tutti quanti, lui mette chi vuole, lui non guarda nemmeno la giunta, lui è il re della sanità. C'ha dei colonnelli che vanno messi come direttori generali negli armadi UPS e controlla il più grande sistema, diciamo, votificio del Veneto, cioè il sistema che è la più grande diciamo, struttura economica, occupa la maggior parte del bilancio della regione ed è uno strumento ovviamente clientelare spaventoso. Però quando fu fatta la riforma sanitaria era stata concepita con una forte importanza dei comuni, delle minoranze, delle associazioni, dei sindacati, le assemblee di base, che erano i portatori di interesse della sanità. Ecco, allora quando noi parliamo di questo diciamo che non solo dobbiamo difendere lo Stato, ma non lo Stato in quanto Stato, perché lo Stato. Dobbiamo difendere la Costituzione fino all'ultimo, impedire che ce la stravolga, perché già questi sono punti fermi per cercare di impedire la cavalcata ancora in avanti, perché si parla sempre cambiamo, mettiamo, adeguiamo. E quando abbiamo detto che questi punti vanno difesi, bisogna pensare quello che non avevano pensato i nostri padri fondatori, e cioè a un rilancio delle strutture democratiche, perché quelle pensate da loro non sono più sufficienti. Dobbiamo creare istituzionalmente la possibilità dei portatori di interesse, cioè noi, le associazioni, le ONLUS e così, i sindacati e i consigli comunali, ad avere l'obbligo di essere ascoltati e la possibilità di giudicare il comportamento del direttore generale della sanità, tanto per cominciare, e avere anche il diritto di veto per quanto riguarda iniziative sbagliate. Cioè dobbiamo cominciare a immaginarci una società più democraticamente avanzata. Dobbiamo cominciare a lanciare una campagna democratica che è esattamente il contrario di quello che sta facendo in questo momento il sistema. Dobbiamo con forza dire dobbiamo contare. Adesso noi vediamo, hanno tolto un reparto all'ospedale di Valle. I sindaci sono andati col cappello in mano dal direttore generale, quando se ne fa un babbo dei sindaci,
a chiedere se per piacere si può riaprire questa chiamata, e quello ci vedremo, non ha visto niente, li ha mandati a farsi benedire, perché non hanno nessun potere rispetto al potere verticale che nasce da Zaia, dal presidente della regione, e poi si trasmette ai colonnelli che eseguono quello che dice Zaia, perché non possono fare di testa loro, prendono il premio ogni volta che diminuisce la spesa delle varie US, prendono un premio personale. Allora, si sto finendo, quanto c'ho? 3 minuti. Benissimo. Allora, il nostro compito qui è ma anche qui all'angelo siamo messi bene. tutte le nostre lotte, allora, quindi tutte le nostre lotte devono partire. Giusto, è giusto quello che è stato fatto, no? È giusto quello che facciamo anche da Arzignano, lo facciamo col comune che è un comune di destra, ma stiamo facendo fare a questo comune di destra tutta una cosa, presa di iniziative che servono a dare acqua senza fassa ai cittadini. A mandare l'acqua pulita nelle scuole, stiamo costruendo un mercato contadino zero FAS, in pieno accordo col comune. Quindi si può lavorare anche con i comuni di destra, quando si riesce a far capire che è importante anche per loro fare queste cose. Ma questo non basta, questo significa ridurre il danno, rattoppare un sistema che però sta avanzando nella direzione opposta. Noi dobbiamo rappresentare, costituire un fronte di tutti i movimenti. Abbiamo tantissima gente nel Veneto che si muove, che abbiamo detto 2000 persone a Vicenza, ma dappertutto, anche sulla Pedemontana. Dobbiamo creare un fronte, ognuno va per conto suo, ognuno fa una sua battaglia, ognuno riesce ad avere un consenso localizzato. Ecco, noi, devo dire una cosa che dobbiamo riuscire a fare delle battaglie che trasformino l'interesse locale in interesse generale, collocandolo molto bene nella testa delle persone, nel posto in cui si trova. Mi stanno levando la sanità, questa è una cosa importante. I trasporti dei lavoratori fanno pena, benissimo, e allora se noi diciamo che la logistica regionale e la metropolitana è una cosa giusta, non basta, deve essere una cosa che a loro serve, che hanno bisogno di questo, che non li fanno viaggiare come porci dentro un carro bestiame. Questo, cioè trasformare ogni battaglia che facciamo in qualcosa che si colloca direttamente dall'interesse singolo delle persone che vengono continuamente bombardate all'interesse generale, che poi si deve spiegare. La lotta che facciamo è questa: liberare il Vietnam dalla colonia francese, come facevano i vietnamiti, si facevano ammazzare perché la sapevano che non bastava vincere la battaglia, ma dovevano liberare il loro paese dagli stranieri e poi dagli americani. Anche noi dobbiamo collegare il particolare con l'universale, con le lotte che avvengono nel pianeta. Quando si dice stanno mettendo i vigneti, sì, però il mondo sta crollando, sto riparando il lavandino della cucina e non penso che mi sta cadendo il tetto sulla testa. Questo è il rapporto tra le lotte che facciamo e la situazione generale, che invece è drammatica e che avanza molto. Abbiamo però bisogno, adesso c'è stata questa manifestazione a Vicenza, quando si farà la prossima? Forse fa 3 mesi, fa 4 mesi. Nel frattempo che succede? Succede che il giornale di Vicenza continuerà a sfornare cazzate sopra cazzate sopra cazzate, per cui quelli che sono venuti anche alla manifestazione alla fine diranno vabbè, ma sì, in fondo abbiamo bisogno di un sistema di comunicazione permanente con le persone. Noi non possiamo creare una mobilitazione permanente perché la gente non ci sta, non ce la può fare, ma dobbiamo avere un sistema di comunicazione permanente, quotidiana, settimanale, in 2 modi. Uno, e qua allora c'era stata una Dante Savoiani, scusami, Dante Schiavone. Sì, Dante Schiavone aveva mandato una lettera dove dice facciamo 40.000 studenti per fermare appunto il famoso referendum come dicevi tu, per fermare le deroghe della legge urbanistica sul consumo di suolo. E però aggiungeva lui, parliamo dell'aspetto etico,
l'aspetto della Pedemontana non è soltanto economico che ci riempie di debiti, ma è anche uno proprio, una cosa ingiusta, e la distruzione del pianeta e tutto il resto. Quindi non facciamoci nemmeno noi coinvolgere soltanto nell'aspetto puramente finanziario. E allora dobbiamo cominciare a studiare insieme e convincere tutti gli altri che è necessario fare un progetto collettivo con tutti, smetterla di fare ognuno la sua conventicola. Dobbiamo andare da tutti gli altri, anche quelli che ridono quando vedono. No, ridi pure, però facciamo qualcosa insieme. Cominciare a strutturare una serie di lotte legate chiaramente da un lato a risolvere i problemi locali importanti, ma dall'altro lato a far crescere la coscienza politica. E dobbiamo avere una comunicazione, dobbiamo avere una radio, ce la possiamo avere una radio, ce la possiamo avere perché ce l'ha Don Albino, lui ha la radio cooperativa che noi utilizziamo sporadicamente. Dovremmo trovare il modo da poterla utilizzare quotidianamente, un'ora, non di più, però creando un comitato di redazione, mettendoci dentro tutti quanti, però non pensando di fare uno strumento solo di qualcuno, e creando tutta una serie di palinsesti, in modo che alla fine ci sia almeno una voce, e poi diffondendo molto la possibilità di ascoltarla. È una radio che si ascolta col telefono, ce l'hanno tutti in tasca. Quando tu gli dici la prima volta devi scrivere su Google radio cooperativa, automaticamente ce l'hai in tasca. A mezzogiorno ti comincia a raccontare le storie che vuoi sentire. Quindi dobbiamo utilizzare anche gli strumenti come WhatsApp. Fare WhatsApp, le chat sono importanti. Io 3 volte alla settimana faccio dei piccoli comunicati dove aggiungo però i dati, le cose, dove uno può leggere solo il piccolo comunicato o il commento, però può leggere poi anche quello che viene nel post che aggiungo. E se lo leggono 3 volte alla settimana, e io controllo i lettori, 255 persone. 255 persone 3 volte a settimana sono in contatto con me, cioè io sono in contatto con loro. Questo significa non abbandonare al giornale di Vicenza i cittadini che sono venuti alla manifestazione, ma raccoglierli il loro numero di telefono e informarli non solo di quello che viene a Vicenza, ma di tutto il resto, facendo capire giorno dopo giorno che c'è un'alternativa che non è ideologica, è un'alternativa etica, morale, sociale, logica, eccetera. Quindi, allora, rivolgo Fermati. No, i 3 Riassumino in 1 minuto, perché sennò sì, poi non può parlare, non può parlare. Conti, oligarchia, concetto di democrazia, comunicazione. Basta. Grazie. Non è contro di te, perché No. Perché noi adesso Incomincerei con una si può dire sì. che la situazione è così complessa e degenerata, come abbiamo detto fino adesso, che io faccio solo qualche flash di qualche esempio per comunicare situazioni e possibilità, ma in modo assolutamente inadeguato. Io partirei dalla manifestazione di domenica scorsa contro le Olimpiadi, contro la pista da monte. Tutte le associazioni non si sono mai dichiarate contro le Olimpiadi, anche quelle che lo pensavano. Quindi no, le Olimpiadi può essere una situazione positiva, eccetera, però era stato comunicato dall'inizio che queste Olimpiadi 2026 dovevano essere sostenibili, economici, con scarse risorse investite, senza nuove costruzioni, senza nuovi impatti ambientali. Questo era quello che era stato promesso. Siamo arrivati ormai a una pista da bob che via via è andato aumentando il costo e siamo arrivati a 150 milioni di euro.
l'ultima bugia costa 125 milioni di euro, più IVA. E diciamo, finalmente però è uscito, e ecco qua la funzione nostra di associazioni, voglio dire, pensando a quando ci si trovava o chi andava a Cortina, 4 sfigati, tra virgolette, non è così, ma con tutti quanti contro. E domenica camminavamo per Cortina alla manifestazione, davanti c'era la consigliera, l'unica consigliera di opposizione di Cortina, e la signora al bar con lo spritz in mano, seduta tranquilla, diceva: ma quanti ci sono di Ampezzani qua? Ce ne sono 3. Ecco, vabbè. Però il risultato è che sono tutti contro gli sprechi, ma nessuno si oppone. Ma un piccolo nucleo di persone che batte da anni, locali. Ha preso il 20% questa consigliera. Sì, nel segreto dell'urna ha preso il 20% e gli hanno fatto una campagna molto forte. Attenzione che a Cortina chi ha tentato negli anni passati di opporsi alla circonvallazione, 400-500 milioni di euro, qualcosa del genere, è stato quasi fatto fuori, promesso più volte. Quando si è trovato un sub di traverso in autostrada, chi sosteneva questo ha tagliato giustamente ha tagliato l'angolo. Bene, siamo arrivati a 150 milioni di euro e senza imprevisti, e a un costo, poi la Regione, lo Stato generosamente regalerebbero la pista a bob al Comune di Cortina, 1,5 milioni all'anno di manutenzione ordinaria. I cortinesi per anni non si sono accorti che pagavano anche 300-400 milioni all'anno, ma tanto un comune ricco prende un mucchio di soldi dalle seconde case, quindi non ti raccontano mai la verità. E le Olimpiadi complessivamente siamo arrivati a un costo con le opere accessorie di 4,5 miliardi. Queste sono le Olimpiadi sostenibili, senza sprechi, eccetera. E c'è anche tutta una serie di interventi sulla viabilità che non fanno più in tempo a finire, come non ha finite le devastazioni fatte dai campionati di calcio nelle città. La prova generale delle Olimpiadi doveva essere il campionato del mondo del 2021, lì finalmente i cortinesi hanno capito e hanno chiesto aiuto. Nel 2021 hanno fatto le gare di campionato del mondo con interventi irregolari, illegali, e gliel'hanno lasciati fare, ma come solito si preparano dei piani economici tarocchi, dicevano non sarebbe costato niente perché solo i biglietti per gli spettatori avrebbero incassato milioni di euro. Bene, ne sono mancati 3 di quelli previsti, li ha messi la Regione, non basta. Con le Olimpiadi si vorrebbero far passare tutta una serie di grandi collegamenti, di impianti sciistici tra i grandi complessi attorno a Cortina in alta quota, perché per loro il contrasto al cambiamento climatico e la neve si alza, alziamo gli impianti, quindi anche lì Transvallini, no? Attraverso le valli diverse, no? Tra le valli diverse. sì, ma passando in quota. Sì, no, Transvallini. Sì, cioè non solo di vallata, ma attraverso vallate diverse, connessioni tra vallate. Che vuol dire però andare in alto, è il modo per andare dove c'è la neve. Se non c'è la neve si fanno i bacini. Per fare solo un esempio di cosa vuol dire in altre zone, anche lì ci stiamo battendo da anni per contrastare un progetto in Comelico, valle ancora quasi intoccata, no? Ma vogliono fare un grande impianto di collegamento con la fusteria. Allora, il Comelico non ha un ospedale. In tutto il Comelico, che è una zona di montagna grande, vasta, eccetera, c'è una sola ambulanza con un autista volontario. Ma vogliono spendere 80 milioni di euro, vorrebbero spendere 80 milioni di euro per fare un impianto di collegamento che darà lavoro a 20-30 persone, magari stagionale. Noi abbiamo fatto le osservazioni
e avevamo fatto anche delle proposte alternative, tra cui le tante, nel cuore delle Dolomiti una valle intoccata è oro, se fossero intelligenti, ma della serie non lo sono intelligenti, sono informati in modo discutibile. Ma ci sono molti che sono contrari e che chiedono aiuto a noi. Abbiamo fatto delle proposte alternative, tra queste è un luogo importante il Comelico per i ricordi con i segni sul territorio della prima guerra mondiale, e anche una zona con una protezione per questo. Bene, la sovrintendenza, ma noi abbiamo fermato l'impianto grosso, è già quasi crollato del tutto, però ha permesso un impianto piccolo per andare a visitare le trincee, una stupidaggine colossale. Quindi, ma per dire come comunque anche davanti a progetti irrazionali, costosissimi e con impatti ambientali enormi in aree anche tutelate, diciamo la spinta è sempre fortissima per derogare. Si parlava delle deroghe, la deroga è proprio il modo di operare ormai che tutti chiedono, e poi mi innesto perché volevo fare una proposta finale, e non gli basta le deroghe, nell'autonomia vogliono la totale possibilità di controllare i progetti relativi all'impatto generale che questi progetti hanno sul territorio, per cui vorrebbero che le sovrintendenze fossero di controllo solo regionale o quasi esclusivamente regionale, a cui dobbiamo opporci, perché una delle poche sponde che noi possiamo avere ancora, l'abbiamo visto con grande fatica, molti di noi sono andati parecchie volte a Roma a parlare con il Ministero e con la sede centrale delle sovrintendenze, e abbiamo raggiunto i risultati. Attenzione, anche questa è una constatazione che ci fa riflettere molto, anche perché dobbiamo essere consci che veramente siamo Davide contro Golia. Cioè, quando abbiamo per questi progetti costosi, demenziali, impattanti, persone come D'Incà, ex ministro dei rapporti col Parlamento, dire è uno dei punti fondamentali della mia azione politica, imbecille, cioè sei un ministro... Ricordate che è D'Incà, no? 5 Stelle. 5 Stelle. Finito il ministero, è diventato consulente di marchi, immediatamente. Non parliamo di quelli brutti cattivi della destra, ma avevamo Roger Domenech, parlamentare del PD, che si è vantato di essere riuscito a procurare più finanziamenti di quelli che ha chiesto la destra. Quindi, dopodiché in Comelico ha stampato la maglietta, chi ama il Comelico, in questo caso è rivolto a qualcuno in particolare, cioè a un'associazione individuata, Mountain Wilderness, chi ama il Comelico odia Mountain Wilderness, liberi e uguali. Liberi e uguali. Quindi anche la sinistra, diciamo così, può dire sinistra fuori del PD è esagerato, ma insomma una sinistra pallida, era totalmente schierata per queste cose. Quindi stiamo combattendo contro veramente delle forze straordinariamente superiori alle nostre capacità, però localmente ci chiedono aiuto, e noi quando riusciamo in qualche modo a dare una risposta, vediamo che già solo il fatto che i giornali pubblicano che forse, perché fino a poco tempo fa non pubblicavano niente, che forse Zaia sta cambiando idea, ma perché? Perché ormai tutti gli danno contro. Ma dico, Zaia non è che sia peggio di tanti altri, cioè, negli ultimi anni abbiamo visto che è una gara, è una gara che perché anche la provincia di Belluno si è svincolata, ha detto i costi, $1,5 milioni all'anno lo pagheranno le amministrazioni locali, la provincia ha detto no, calma, non me la sbatti a me, il comune Cortina dice che non avrà soldi, tocca alla provincia quando non ha neanche un bilancio che gli permette
con la sanità bellunese che ha un deficit, non mi ricordo più se di 10 o 20, ma tanto in milioni di euro si sprecano, 10 o 20 milioni di euro all'anno, perché la sanità in montagna è più scollegata, più diradata, ma anche molto più costosa. Però l'attività delle associazioni paga, cioè vuol dire bisogna impegnarsi e succede. Quindi qua diciamo siamo già arrivati a un buon punto. Prima Carlo aveva citato il discorso dell'acqua, che è un problema fondamentale, e lo è un problema planetario, e questo di collegare è fondamentale i discorsi locali ai problemi globali planetari, è un punto importantissimo. Io l'ho sempre pensato, cioè se una persona mi chiede aiuto per difendere casa sua da una strada, da un progetto che non va bene, io gli do una mano, ma non è il famoso sindrome NIMBY, cioè non nel mio cortile, perché se uniamo tutti i cortili e se c'è la forza per dare aiuto a chi te lo chiede a livello locale, tanti cortili fanno una grande estensione. E in questo momento si sta aprendo, c'erano articoli anche ieri sulla stampa locale, questa della diga delle casse di espansione sulle Grave di Ciano, quella di cui si parlava prima. Non si farà più la grande diga di Falselli proposta già negli anni 60, ma le Grave di Ciano sì. Ieri la regione ha promesso lo faremo di sicuro, ma non scaveremo ghiaia, cioè hanno già messo le mani davanti, i cavatori non devono chiederci. Ecco, anche là ci sono i gruppi locali che si battono, ma chi gli dà una sponda? Per forza devono essere le associazioni, perché abbiamo visto ci sono anche consiglieri regionali, non parliamo a livello nazionale, non so, c'è qualche aiuto sporadico, a livello regionale c'è qualche consigliere, ma se il partito dice no, là no. Cioè, abbiamo visto i rappresentanti del PD domenica alla manifestazione, ma fino adesso e fino a quando c'era una maggioranza nazionale diversa, non si è mai visto una parola di certi contro le Olimpiadi. E quindi si apre questo problema grande della gestione dell'acqua, in questo caso del Piave. Come ha detto Carlo prima, si è dimenticato di dire la parola magica, è un'area SIC. Di solito un sindaco, se gli dici area SIC, o se la fa addosso, sito di interesse comunitario, una cosa che nessuno conosce. Io con Cansiglio ci ho lavorato per molti anni, faccio sempre la prova quando accompagno le scuole, e compreso gli insegnanti, su 20 persone, quando va bene ce n'è uno o due che sa cos'è un'area SIC, ZPS o ZSC. Queste aree che fanno parte della rete Natura 2000, bisognerebbe diffondere la conoscenza di queste cose, sono direttive europee obbligatorie e invalicabili, ma mi sono sentito dire più volte, ma le regole, anche le più dure, se sono un blocco di carta chiuso in un armadio che nessuno apre, non vengono applicate. Poi purtroppo da noi in Italia, quando uno fa una cosa, un amministratore, quello che è, riesce a passare un progetto e a averlo finanziato, se lui inizia ha voglia che, cioè se fai un'azione legale è costosissima e dura moltissimo e il più delle volte non va nel dimenticatoio. Quindi, voglio dire, bisognerebbe impostare un'azione dando voce al comitato e ai comitati locali, appoggiati anche dai sindaci, o almeno da una parte dei sindaci, per dire le regole europee vietano di fare le casse di espansione. Perché impazziscono imprenditori e amministratori locali, impazziscono, ma quando gli hanno detto che sull'altopiano di Asiago hanno trovato un nuovo tipo di salamandra, la salamandra aurora, sono impazziti tutti quanti. C'è stata, se tu nominavi salamandra aurora dall'altopiano di Asiago, chi ti dava ragione stava zitto e quegli altri potevano permettersi di offenderti. Ecco.
Quindi, ma se noi piantiamo il chiodo del livello europeo, ma prima che venga approvato il progetto, diventa estremamente più difficile, perché i progetti devono sottostare a queste regole, però prima di essere approvati. Probabilmente, abbastanza probabilmente, il grande progetto di queste casse di espansione non serve per proteggere dagli alluvioni, serve per fare delle riserve d'acqua per l'agricoltura. Quindi anche lì non si parla di un'agricoltura diversa o perlomeno di un utilizzo diverso dell'acqua in agricoltura, si fa l'opera miliardaria, perché poi magari in corso d'opera si distraggono, bisogna andare a vedere se davvero non cavano viaghe, come hanno fatto gli appalti, come girano, quanti cambiamenti poi ci sono e così via. Invece bisognerebbe fare proprio questo, quindi ma anche è difficile dire come fare. Cioè, un'agricoltura diversa, ecco, e qua è un altro tema sul quale bisogna lavorare. Quasi nessuno sa, ad esempio, 5 minuti, sono pochi, vabbè, però quasi nessuno sa che il suolo sano assorbe energia almeno tanto quanto le foreste, se non di più. Ma cosa vuol dire il suolo sano? Esattamente il contrario del suolo che viene devastato dall'agricoltura, diciamo così, industriale. CO2. Scusa? Assorbe CO2. Nel senso che il suolo sano vuol dire che è ricco di humus, e ricco di humus vuol dire che ha tutto il corredo che si chiama macrobiota o macrobioma di funghi, alghe e batteri, che creano la vita e quindi la decomposizione, e quindi siccome sono vivi e sono in quantità enormi, questa parte vivente del terreno crea nuovo terreno assorbendo CO2. Non so se lo sapete, ma metà della CO2 assorbita dalla Terra avviene negli oceani. Di solito non si sa questo, no? La vita nei primi metri di oceano, il plancton, che c'è sia come forma animale che come forma vegetale, diciamo con distinzioni labili, ma più o meno è così, ecco, fa metà della CO2. E siamo, come hai dato la parola prima, quella che non ti veniva in mente, ecco, siamo veramente presi male perché gli oceani con il riscaldamento globale si stanno riscaldando, riscaldandosi si acidificano, acidificandosi muore il plancton, siamo fregati. Ecco, quindi una nuova forma di agricoltura. Un'altra cosa saputa c'è l'agricoltura biologica, biodinamica, ma una cosa che si sa poco è che, ma molti ormai in collina lo praticano, quindi su piccole estensioni di terreno, l'utilizzo dei microrganismi che vengono prodotti e comprati o anche autoprodotti. Cioè si può coltivare la terra e con un livello di produzione anche alto utilizzando miscele di microrganismi, tutti naturali, tutti esistenti, scelti dagli esperti, ce ne sono centinaia, ma addirittura ci sono delle miscele di microrganismi. Io ho sentito una conferenza degli agricoltori dire: ho preso un vigneto dove usavano il glifosato e in 5 anni ho ottenuto la certificazione biologica usando i microrganismi. Per esempio, fare qualche conferenza, magari fare una conferenza in stampa in regione con qualche esperto che dice: insomma, sapete cosa sono i microrganismi effettivi? Potreste fare il prosecco, ma già no, non è vero. Bene, ma proviamo a fare con chi vuole un esperimento. Ovviamente non ottieni un risultato in 6 mesi, ma c'è gente che ci sta lavorando da 10 anni in silenzio. Quindi abbiamo la possibilità di produrre anche in quel modo discutibilissimo che insomma è quello del prosecco, ma per fortuna almeno in collina geograficamente non si può fare l'agricoltura industriale, ma se riusciamo ad arrivare in un po' di tempo all'agricoltura biologica, passando per vari
step si può ricostituire la complessità ecologica, la biodiversità delle colline almeno, e dopo anche in pianura. A questo punto Anche è la prima volta che sento parlare di questa cosa. ecco come le rete Non natura so voi se è una allora, io ho sentito biologico, biodinamico, ma mai questa cosa. guardate, i nostri che utilizzano Questo ecco, meccanismo qua. sì, guardate in internet, microrganismi effettivi si chiamano, ma pensate che le ricerche le ha iniziate in questo campo un filosofo buddista zen, che avete sentito nominare sicuramente, Masanobu Fukuoka, quello rivoluzione del filo di paglia, oppure l'agricoltura del non fare. Da lì in 80 anni siamo arrivati che ci sono ditte tedesche che producono enormi quantità di microrganismi costosi, ma te li puoi produrre se sei capace, perché essendo microrganismi è come farsi la birra, cioè prendi il bidone, lo porti a quasi 30 gradi, metti dentro la madre e sì, la soluzione concentrata e ti fai tutto il resto. Quindi ci sono le possibilità, ovviamente c'è chi dice no, ma ha interesse a farlo. Solo, e non sono tanto lontano Hai finito i tuoi 20 minuti adesso. Vabbè, ma ecco, ricordo che un'agricoltura che esisteva, è esistita fino a non tanti anni fa, la chiamavano la piantata veneta, che era praticata prima dei Romani e degli Etruschi, quindi vuol dire che qui da noi era praticata dai Paleoveneti, in cui c'erano le viti molto distanziate tra di loro. I campi erano circondati da fossi, sui fossi c'erano le siepi, e tra un filare di vite e l'altro, dove c'erano anche 10-15 metri, si coltivava la segale, si coltivava l'orzo, eccetera, tutti quei cereali antichi, ovviamente non il mais, non i fagioli, forse qualche tipo di fagiolo, e le patate no, perché sono arrivate con l'America, e quindi anche qua dovremmo cominciare a parlare di queste cose. Ma volevo dire, ecco, solo un inciso veloce sul discorso della servicoltura. Se il suolo produce tanta CO2, se sano, come il bosco, beh, non va discusso, diciamo, messo in crisi la proposta di Mancuso di piantare 1.000 miliardi di alberi, perché gli alberi producono ossigeno e catturano la CO2. In questo modo si assorbono la CO2 dell'atmosfera e quindi ce n'è meno. Quindi sicuramente bisognerebbe piantare molto più bosco, però che bosco pianti, chi lo pianta e soprattutto, questa è la cosa principale, chi lo gestisce nelle decine di anni. Perché anche il problema, uno dei più grossi problemi di Vaia è stato quello dove abbiamo perso 15-20 milioni di alberi, ma la maggior parte erano abeti rossi. Un errore silvicolturale partito con i silvicoltori austriaci dell'Ottocento, quando nell'arco alpino appunto erano loro a dettare legge. Quindi una grande attenzione a questo. Il bosco ha un valore enorme, ma c'è una differenza tra valore economico e valore commerciale. Il valore commerciale è banale, il legno, e ci buttano sopra a pesce, ma bisognerebbe dire no alle centrali di biomassa. È inutile avere i finanziamenti europei per contrastare il cambiamento climatico e dopo bruciare legna. Alla grande, cioè pensavano addirittura alle grandi città con le linee ferroviarie apposta che arrivavano nelle montagne, per fortuna è stata abbandonata, ma il bosco ha un valore enorme perché il bosco produce ossigeno, produce terreno, il bosco fa terreno, regima l'acqua, crea il ciclo dell'acqua. In Amazzonia piove molto perché c'è la foresta, dove hanno tagliato l'Amazzonia è diventato arido, e consolida i versanti, appunto stocca la CO2, quindi, ma questi sono quelli che vengono chiamati i valori, i servizi ecosistemici del bosco, hanno un valore economico anche, ma non commerciale, economico. Bisogna evitare che lo commercializzino, perché la tendenza del capitale mondiale è quello di dire bene,
ho quasi finito, dobbiamo proteggere il ben 30% del pianeta, ma lo quotiamo in borsa. Cioè vuol dire un grande gruppo economico si compra un pezzo di terra nel senso del pianeta Terra, anche enormi estensioni, e lo quota in borsa e dice bene, io ve lo conservo, ma mi dovete pagare e lo posso vendere, eccetera. Quindi dobbiamo evitare anche questo. L'ultima cosa è, forse è la situazione giusta per vedere se riusciamo a far partire una proposta operativa, che forse c'è il rischio che anche le altre associazioni accettano, un appello allo Stato perché vengano conservate le sovrintendenze con capacità di veto a livello nazionale, non che nell'ambito dell'autonomia venga diciamo così, la struttura delle sovrintendenze vengano controllate dalla regione, perché se no fanno la fine dei colonnelli di Zaia nella sanità. Non deve essere questo. Noi chiediamo, credo che sia estremamente importante, che le sovrintendenze restino con la loro autonomia nazionale. Se posso fare l'ultimissimo inciso, a noi in Veneto va bene, al sud le sovrintendenze tengono bloccati tutti i progetti grossi di energie alternative, non solo quelli che è giusto fermare, l'eolico sui crinali, ma nemmeno il fotovoltaico nelle aree industriali. Cioè da una parte la politica preme per avere tutti gli impianti di energia alternativa al sud e dall'altra le sovrintendenze che fermano tutti questi impianti. L'ultimo dato che vi do, ho saputo in questi giorni, adesso lo becco forse Terna ha qualcosa come 300 gigawatt di progetti esecutivi che coprirebbero, se hanno fatto una colonializzazione, quasi il 90% dell'energia necessaria, che le sovrintendenze tengono bloccate. In un certo senso ha ragione, no? Perché è inutile che tu fai impianti di energia alternativa tutti al sud e dopo devi fare tutti gli elettrodotti. Ma guarda che Carlo ha molti dubbi su questa cosa. Non è vero, magari lo vorrebbero fare, non ne fermano uno, sistematicamente vanno in conflitto. Stiamo fermi su questa cosa, basta. Però il dato è 300 gigawatt già di progetti. No, non è così importante in questo momento. Va bene, allora io ne ho fatte un po' di copie. La lasciamo così e vedremo. Sì, come no, vedremo se. Marielena, vuoi venire di qua? Due parole. Le persone che erano previste, a parte Maria Rosa Vitalini che ahimè è stata sostituita da Carlo, non ahimè per Carlo, ma per lei, e il resto hanno parlato tutte, lei è l'ultima della serie. Prego. Sì, io mi scuso per il ritardo che ho avuto, ma stanotte ho dormito mezz'ora nella notte che avevo in ospedale. Se lavora. Esatto, per fortuna mio figlio mi ha accompagnato almeno a guidare, così non mi addormento mentre guido. Allora, mi ha invitato, immagino, per portare un po' quella testimonianza di quello che poi abbiamo fatto nel tempo, negli anni. Io vivo a Padova e mi sono mossa sia nell'ambito ambientale che nell'ambito del sindacale sanitario e diciamo che una cosa che mi interessava sottolineare è che noi abbiamo tutto questo, noi siamo in una situazione dove abbiamo molta popolazione che si interessa poco di questi temi e che sostanzialmente non li percepisce. Vive il suo quotidiano, giustamente il tram tram, il lavoro, la famiglia, i problemi di non avere dei servizi anche sociali forti, in maniera tale che molte persone non ne abbiano proprio neanche il tempo di affrontare certe cose. Poi un'informazione sostanzialmente in Veneto controllata, perché chiunque sia provato a
affacciare a quella che è l'informazione sia a livello regionale che a livello locale, diciamo che ti scrivono di te se tu comunque sei contro una parte che in quel momento non è al potere, altrimenti vieni sostanzialmente ignorato. Le azioni che siamo riusciti a fare sono sempre state, che poi non è detto che abbiano ottenuto un successo, ma almeno hanno ottenuto una risonanza. Io dico abbiamo, nel senso che a Padova stiamo creando un gruppo di coordinamento dei comitati, nato alla fine in maniera, cioè grazie all'energia di una situazione che si era creata nel mio quartiere a seguito di un'opera faraonica voluta dall'amministrazione locale, per fare un'opera a nostro parere ovviamente totalmente inutile e che attualmente chi la sta vedendo dice effettivamente lo è, chi vive lì, visto che continuo a vivere lì e quindi hanno abbattuto questi 120 alberi che sono niente a confronto di quello che stanno facendo adesso per la costruzione di un tram che ne abbattono 480. Questo è Padova. Padova è di sinistra, chiariamoci. Cioè noi abbiamo un'amministrazione di sinistra che più di sinistra mi sembra pro-industriale sostanzialmente, cioè è un'amministrazione che guarda molto all'aspetto industriale e all'aspetto economico e che dell'aspetto ambientale se ne è riempito la bocca durante la campagna elettorale, ma una volta riconfermati dopo ulteriori 5 anni adesso hanno pieni poteri. A proposito di quello che diceva Fazio prima riguardo al fatto che loro si sentono così intoccabili che quindi di conseguenza poi vanno avanti come dei treni e quando vedono delle posizioni forti fanno quello che hanno fatto da noi, che sono arrivati alle 3 di notte ad abbattere questi alberi con dei trancia alberi che distruggevano in 17 secondi un albero, lo tiravano giù e quindi filmato personalmente non potevi fare nulla, cioè non avevi, sapevano che ci saremmo legati agli alberi se avessimo saputo quando. E difatti poi è successo invece adesso per il tram una ragazza di ultima generazione si è legata all'albero là, però purtroppo qual è il problema? Che queste cose diventano azioni individuali. Anch'io in quella battaglia là in cui abbiamo raccolto 330.000 firme online eccetera, però non le dite il numero, 30.000, numero enorme. Abbiamo raccolto 30.000 firme su change.org e non è facile perché avevo già provato a fare altre campagne, è una cosa difficilissima, però quella è un'azione che ho fatto personalmente, ho avuto questa idea, in realtà è stato un amico a suggerirmela e l'ho seguita, l'ho portata avanti, va seguita perché non è una cosa che va a viaggio da sola, però la realtà è che se altre volte non è funzionato, insomma lì c'era sicuramente un tema che ha colpito, ma è stato tutto ignorato, le firme locali dei residenti, è stato ignorato tutto. Adesso si sentono ancora più impuniti di prima, possono fare quello che vogliono, perché tanto, nonostante tutto questo, è successo niente. E quindi siamo arrivati addirittura, uno dice ma tu sei contro il tram, io non sono contro il tram a Padova, ma quel tram doveva passare su strade principali, io sono molto diretto, cioè se noi pensiamo che una viabilità deve cambiare la viabilità di una città, va pensata a un'idea di città. In un'idea di città tu non puoi continuare a mantenere le macchine nel centro città continuamente, devi mettere dei mezzi validi di trasporto e questi mezzi quindi non vanno a passare in mezzo all'unica ciclabile utilizzata da tantissimi studenti, perché ho dovuto passare a fianco al liceo di mio figlio che è qui con me, dove ci sono 1000 studenti e avevano tantissimi alberi ormai altissimi e invece vanno ad abbattere tutto per non passare nella strada a fianco e quindi che portano all'induzione della viabilità, andava fatta a senso unico quella strada eccetera, ma per non dar fastidio ai negozianti eccetera eccetera. Questa non è un'idea di città. L'idea di città che
prima parlavamo male, io non ho un ottimo opinione, negli Stati Uniti non ci andrei mai a vivere, però paesi come loro sembra assurdo, ma se uno guarda un esempio, noi abbiamo Central Park a Manhattan, uno dei posti che economicamente vale più al mondo, credo, 1 centimetro di quel terreno, eppure continua a stare là. Quindi c'è un'idea di città. Noi l'idea di città non ce l'abbiamo, prendono i parchi e li schiacciano, prendono le ciclabili esistenti e le abbattono. Cioè non c'è un'idea di città, non c'è un'idea che il verde serva. Che poi gli americani non se lo sono inventati, viene da Londra perché c'è Hyde Park e se lo sono copiato, però fatto sta che c'è un'idea di città. Qui idea di città non c'è solo cementificazione, cementificazione, cementificazione. Cosa possiamo fare noi? Bisogna impegnarsi individualmente. La realtà è che è una cosa complicata, nel senso che io, ad esempio, quando mi guardo intorno, io ho 47 anni, lavoro, sono un medico, ho 3 figli, eppure oggi sono qua, altre volte mi muovo da altre parti. Il problema è che la gente non ci mette dell'impegno e del sacrificio. E se quando più pochi siamo, più non ci ascolta nessuno. E questo è il problema. Quando la gente ti dice ma cosa posso fare? Devi unirti ad altri. Tu puoi, ma se sei assieme. Quella cosa del coordinamento a Padova, che è nato dopo questo abbattimento violento, perché c'erano questi comitati che mi venivano intorno a seguito di questa protesta, perché organizzavamo ogni 2 settimane, eravamo davanti al municipio, abbiamo fatto 4-5 manifestazioni di seguito davanti al municipio a Padova, quindi cominciavano a venire. Io ero sicuro che vincevano, perché era talmente plateale la porcheria che veramente ero sicuro che questa era una battaglia che si vince, invece questi qui di nord hanno fatto il disastro. Sì, di no. Come parco scusa se ti interrompo. No. Ma la situazione è veramente quella che stai dicendo. Sì, perché a raccontarla sembra assurda. È assurda. A raccontarla sembra inverosimile. Dico ai miei figli che quando c'è stato l'abbattimento erano delusi da matti. E mi dispiace perché dei ragazzi che si trovano di fronte a questo. Allora, qui questi comitati, poi uno dice, quindi tu sei presidente di questi comitati? No, perché questa è la cosa bellissima. E lo dico proprio col cuore. La cosa bella è che tu fai riunire le persone, perché queste persone ti venivano dietro in quel momento, quindi dici bene, adesso tutti assieme cerchiamo di portare avanti i temi di ciascun comitato e crei una chat. Questi cominciano a comunicarsi e pian piano, essendo che sono tutte persone che in realtà avevano voglia di fare, e l'unione in questo fa la forza, si sono andati avanti da soli. Io stavo là nell'ombra tranquillina, ogni tanto quando escono dal seminario stiamo parlando di ambiente, non tiriamo fuori altri temi altrimenti ci dividiamo, perché uno dei problemi degli ambientalisti fortissimo è che noi tendiamo a essere assolutisti, perché siamo degli idealisti e gli idealisti tendono a essere assolutisti. No, tu però in quell'altro tema pensi cose che a me non piacciono. No, aspetta, parliamo di ambiente. Uniamoci in questo, perché oggi è questo il tema. Questo tema è un tema per la nostra sopravvivenza. E vi aggiungo questo particolare, che è una cosa che mi ha spiegato Mino. Noi abbiamo il nostro percorso come umanità è andato che fino ai tempi della guerra, ma anche prima, avevamo una sopravvivenza a 40 anni, aspettativa di vita, che è quella dell'Africa attuale, quando poi si parla perché gli africani si spostano. Ma, allora, di fronte a una sopravvivenza così, oggi che sopravvivenza abbiamo? Aspettativa di vita abbiamo 80-83 anni così, però sta succedendo un'inversione. Qua in Veneto abbiamo cominciato ad avere una diminuzione delle aspettative di vita a causa dell'inquinamento. Scusi, Carla? Dell'inquinamento. E anche del declino della sanità pubblica. E anche del declino della sanità pubblica, assolutamente. Perché in realtà il progresso ha portato a un aumento dell'aspettativa di vita, è una realtà di fatto, siamo tutti alimentati meglio, siamo tutti, ed è una realtà, non è incontrovertibile.
però purtroppo l'eccesso di progresso ora ci sta arrivando contro e quindi non stiamo avendo la capacità di renderci conto di questo cambiamento come società, intendo, non come singoli, perché magari qua molte persone lo sanno, ma purtroppo come società no. Quindi abbiamo una situazione nella quale ci sta arrivando addosso tutto questo inquinamento, l'istruzione di una sanità, perché effettivamente l'Italia è uno dei motivi per cui ha un'ottima aspettativa di vita, sono un'alimentazione migliore di altri posti e una sanità che era assolutamente invidiabile. Era vero che era ai vertici, però ragazzi era. Allora, tutto questo dice che non possiamo star fermi, ma soprattutto dobbiamo coinvolgere dei giovani, ma giovani io a volte non è che intendo, insomma mio figlio ha 13 anni, non intendo loro, intendo cioè io non vedo persone della mia età, cioè adesso le persone che hanno bambini, poche. E famiglie giovani. Famiglie giovani, io poi credo così giovane, ho 47 anni, mi considero anche più tanto giovane, però il punto è che queste persone che avrebbero anche un motivo valido per farlo, perché i loro figli la pagheranno molto più di quello che stiamo pagando noi, ma non lo vedono e quindi queste persone vanno richiamate, vanno cercate, vanno stimolate. Come si fa? Uno dei sistemi è ascoltare i temi locali, perché la gente ci mette dell'energia per un tema che è vicino a sé, che poi in realtà dal particolare diventa anche, sono d'accordo, in realtà si combatte per qualcosa anche più alto, però in realtà che da tante piccole gocce ottieni poi il mare, quindi per me è fondamentale questo passaggio qua. Poi volevo fare invece, questo è un escurso, se dimmi se... Hai ancora 8-9 minuti. Perfetto. Perché poi la questione degli alberi, noi siamo abbastanza, cioè io sono abbastanza convinta che questo abbattimento massivo che sta avvenendo abbastanza ovunque, cioè non è una cosa localizzata a Padova. Ho visto una volta un programma, non ricordo più se era Report o Presa Diretta, che parlavano delle centrali a biomassa e che probabilmente proprio da Chioggia partivano moltissimo legname che va a finire in centrale a biomassa. Allora, purtroppo temo che ci sia un mercato sotto. Cioè, mafia. Sì. C'è la mafia. Cioè io appunto perché era così eclatante quello che stava succedendo lì con gli alberi, io dubito che sia solo una questione del politico locale che voleva impuntarsi e li voleva per forza fare. Secondo me c'era un sistema per il quale non poteva fare altro. Okay? Quindi io sono abbastanza convinta che stiamo lottando anche contro qualcosa di un po' più organizzato di quello che appare. Però non posso provarlo, sono idee, supposizioni, nulla di più. Per quanto riguarda invece, c'era un'altra cosa che si parlava dei partiti. Avete parlato di D'Incà, io D'Incà l'ho conosciuto perché io ho fatto parte di un primissimo Movimento 5 Stelle perché sembrava qualcosa di buono. La realtà è che capita cioè l'iniziale stimolo che portavano mi sembrava buono. Purtroppo però, come tutti i partiti, non è democratico al suo interno e non solo nessuno è democratico al suo interno, ma perché in Italia non esiste una legge che obbliga i partiti a essere democratici al loro interno. I partiti hanno un capobastone, una volta c'era tutto un excursus di gavetta, tutto un percorso, adesso non c'è più. Adesso c'è il capoccio di turno che decide chi sta sotto e chi sta sotto deve essere uno che sta buono e che non direbbe mai la sua, ma dice quello che vuole che venga detto. E questo sistema antidemocratico, che è permesso dalla legge, perché la legge non dice nulla a proposito di questo, non esiste una legge che dica come deve comportarsi all'interno di un partito. Un articolo della Costituzione non applicato. Esatto. Questo fa in maniera tale che noi abbiamo un sistema che secondo me è incompleto e si sta manifestando in tutta la sua completezza. E questo problema qua, a volte quando ne parlo viene fuori, ma però farlo democratico sarebbe difficile. Attenzione,
non è che si inventa nulla, ci sono altri paesi in cui vediamo che ci sono dei cambi continui di classe politica. Ora, io ho vissuto in Inghilterra, dico l'Inghilterra, ma si potrebbe dire la Germania, eccetera. Cioè la Merkel non è durata come Berlusconi, cioè noi abbiamo una mancanza di cambio di classe politica che è impressionante rispetto agli altri paesi. Noi arriviamo a dell'eternità di presenza di queste persone. Allora, in Inghilterra poi ancora più eclatante i cambi che hanno. Allora, il punto è che bisognerà, a mio parere, muoversi anche in un'applicazione reale di quell'articolo, ma questa ovviamente è un'opinione. Poi un'altra, volevo parlare un attimo del problema della sanità. Allora, giusto allora, io sono tuttora una sindacalista, però sono una sindacalista, io ve lo dico perché sembra... Io sono uscita dalla sanità pubblica, dal punto di vista, nel senso che sono andata in libera professione, non sono più una dipendente. Sono stata dipendente per 10 anni, io sono un anestesista rianimatore, sono stata dipendente per 10 anni e a maggio mi sono ufficialmente dimessa e da allora lavoro in libera professione. Lavoro ancora nella sanità pubblica perché in realtà io stanotte ero a Chioggia, non con cooperative per scelta, le cooperative io le evito. Perché mi sembrano un po' eccessive, insomma, vanno oltre quello che è giusto. Comunque, al di là di questo, perché uno arriva a mollare, scusate, il posto fisso e il posto sicuro? Perché quel posto fisso e il posto sicuro oggi vuol dire non vivere. Cioè, oggi, appunto per i meccanismi che spiegava Fazio, le amministrazioni ci schiacciano. I dipendenti, li schiacciano. Quindi i dipendenti si trovano non tanto solo, perché non è tanto una questione economica, perché e questo è, vi assicuro, della maggior parte, poi i singoli, ci sono sempre i singoli che avidi, che non è tanto una questione economica, è una questione che non vivi, cioè se tu stai lì dentro e segui i loro dettami, poiché mantengono continuamente questo sottorcanico spinto a livello dei reparti, è una cosa che si guarda la coda, se tu tratti male il dipendente se ne va, c'è il sottorganico crea ancora più malessere, anche perché i servizi vanno portati avanti e alla fine, se riescono ad essere portati avanti, è perché viene tirato l'aspetto ideologico della professione, cioè dove ovviamente è ovvio che un medico, lavorando continuamente con la sofferenza della gente, si sente anche in dovere di coprire la turnistica, di dovere di coprire, finché a un certo punto ti trovi a scegliere tra garantire tutto in quell'ambito tuo lavorativo oppure sacrificare quella che è la tua vita privata, che non è detto che sia semplicemente andare al teatro, divertirsi, ma banalmente figli, genitori, fratelli, eccetera. Però dico fratelli perché ho un fratello gravemente disabile e mi trovavo a dover mettere tutto in secondo piano. Allora, siamo obiettivi. Una sanità pubblica non si può reggere sul volontariato e sull'amor di patria dei medici e degli infermieri. È una cosa impensabile. Cioè, il volontariato puro si fa in Africa, si fa per un periodo, ma non puoi dedicare... allora, li chiamiamo missionari apposta quelli che fanno così. Non si può pensare che grosse fasce di popolazione decidano di immolarsi per la causa. Cioè, è una cosa impensabile questa, e di fatto però è quello che sta avvenendo. Quindi, di conseguenza, c'è questa fuga che non per forza porta poi, cioè che porta solo, di conseguenza, ad avere un servizio pessimo che io stessa riscontro, perché poi quando mi trovo dall'altra parte per chiedere la TAC piuttosto che la visita pneumologica, piuttosto non trovi niente, ti mandano dove c'è l'ultimo sistema che ha trovato Zaia, l'ho scoperto l'altro giorno facendo appunto richieste per parenti, che le ricette a 10 giorni, dopo 10 giorni
non le puoi più usare perché non è dal momento della prenotazione, ma dal momento in cui sono state erogate, ma se loro non ti trovano nulla, possono trovare una roba a 80 km di distanza e ti dicono o l'accetto o sei tu che non l'accetti. Cioè, questo vuol dire, cioè tu non mi stai a 10 giorni, vuol dire che non necessita, altrimenti non è a 10 giorni quella ricetta. Questo è per nascondere, è un anno che fanno così, è per nascondere sotto la sabbia il problema. Dopo loro hanno le statistiche che dicono che erano tutte evase, che loro soddisfano a 10 giorni le cose. Loro utilizzano moltissimo questi sistemi. Allora, la sanità è la realtà è che ce la stanno in Veneto massacrando, che non è dappertutto così, perché io quest'estate ho lavorato in pronto soccorso, sempre in ospedale pubblico in Emilia, come medico in pronto soccorso, e ho notato che là, ad esempio, chissà perché, tendono a rimanere di più. Allora, com'è che tendono a rimanere di più i medici lì e qua scappano di più? Com'è questo meccanismo? Perché non c'è, perché ho parlato con colleghi per capire, perché è proprio una questione di qualità di vita. In sanità ormai l'80% sono donne. Voi vedete i primari tutti uomini, ma sono donne l'80%, perché si laureano in medicina sono donne. Allora, perché si è sovvertita questa cosa. Allora, in una situazione di questo genere vuol dire che molte avranno figli. Questa cosa non può essere ignorata. Tu non puoi chiedere a questa gente, no, tuo figlio di 3 anni, te ne devi fregare. E se ci vai, te lo sto donando come cosa, una gratitudine. No, non può essere così. Là cosa fanno? Gli concedono l'estate, loro hanno le 3 settimane che dovrebbero essere di routine di ferie, gli concedono di farsi la settimana di concedo in più. Una cavolata, ma quelle non si trovano, perché se tu mi concedi di avere su 2 mesi e mezzo che il bambino è a casa, di avere 4 settimane in cui riesco a stare a casa anch'io, respiro. Invece se fai come succede qua, dove io quando sono andata via, cioè uno che se tu in 10 anni accumuli tranquillamente 6-7 mesi di ferie, tranquillamente, vuol dire che la gente in ferie non la mandi. E questa è gente che, perché uno si stupisce, un medico ha circa 40 giorni di ferie, cavolo sono tanti, oh ma quello sta Natale, Capodanno dentro, cioè se sempre dentro, le feste non le fa con la famiglia. Perché quei 40 giorni non se li può fare durante l'anno? È per respirare? No. Se le accumula e se le trova alla fine. Infatti i medici regolarmente quando vanno in pensione, in realtà vanno via molti mesi prima perché hanno le ferie arretrate. Allora sì, ho finito. Era per dire, purtroppo c'è un sistema che ci sta schiacciando e per me parte dalla questione politica. Cioè, se non sistemiamo la questione più in alto politica, cominciamo ad avere della dissidenza vera all'interno del consiglio regionale, eccetera, o dell'opposizione vera, che si crea solo con dei partiti democratici a mio parere, non partito democratico, partiti democratici all'interno, se non riusciamo a ottenere questa cosa qua, noi continueremo ad avere un'implosione della sanità e di tutti i servizi. E questo peggiorerà la nostra qualità di vita e abbasserà la nostra aspettativa di vita, ma soprattutto l'aspettativa di vita in salute. Perché noi abbiamo bisogno di vita in salute, non abbiamo bisogno di arrivare a 100 anni, abbiamo bisogno di arrivare anche a 80 anni, ma arrivarci in sani. Grazie. Scusate. No, grazie. Sentite, allora sono le 5:20, noi avevamo previsto per le 5:30 di chiudere. Facciamo quello che è, facciamo domande subito a chi, o interventi veloci però di 2-3 minuti. Allora, io propongo a tutti di cominciare a consultare su tutti gli altri per convocare gli stati generali dell'ambiente e cominciare a porre tutti i cahiers de doléances, cominciare a dire cosa vogliamo fare e creare subito un fronte, discutendone con tutti gli altri. Facciamo tutta la regione Veneto, creiamo questo. Una cosa veloce sulla sanità principalmente.
Tanto volevo non annunciare, ma insomma sottolineare che il 28, credo sia stato confermato, il 28 di questo mese c'è una manifestazione regionale del COVESAP, organizzata dal COVESAP, che è l'insieme dei comitati provinciali, in questo caso il comitato regionale Veneto per la sanità pubblica, a Belluno, nel pomeriggio, il primo pomeriggio. Il 28 che giorno è, scusate? Il 28 è sabato, se ricordo bene. E adesso sulla sanità c'è un movimento, in effetti, attraverso anche questi comitati, diciamo, specifici a livello provinciale, che sono intervenuti su singoli casi. Quello più vicino a noi oggi è quel ricovero forzoso in psichiatria di un ragazzo di 14 anni a Chioggia, che è stato... Prego? No, questo è un altro caso. Un ragazzo minorenne, no, un reparto. È la risultanza della totale assenza di servizi sociali, soprattutto per quanto riguarda il disagio giovanile. La nostra regione, sì, vabbè, voglio dire, quindi c'è questo fermento e per fortuna c'è anche un coinvolgimento e un voler ritornare in piazza, questo è il caso. Questo è simbolico questo caso che io rappresentavo, perché ha un bel dire la regione Veneto, siamo l'unica regione che ha le aziende sanitarie sociosanitarie con 2 S. Non sono sociosanitarie. Se lo sono dimenticati l'ultima S, assolutamente se la sono dimenticati. Cioè c'era ed esisteva più quando c'erano i democristiani al potere. Sì. Quando è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Sì. Nel 70. Dal 78 in poi fino agli anni 90 questa cosa ancora era in fase di sviluppo. Dopodiché siamo tornati indietro, gradualmente siamo tornati indietro, ma soprattutto nell'ultimo decennio siamo tornati indietro velocemente, perché ormai la Regione Veneto, a mio avviso, ha adottato la stessa linea politica della Regione Lombardia. C'è un grande business a livello nazionale e internazionale che preme anche sugli aspetti, per esempio, delle RSA per anziani. Se voi guardate qui intorno, le grandi case di riposo, chiamiamole così, se il termine è piuttosto improprio, ecco appunto, private, sono in mano a multinazionali ormai. E stanno costruendo a rotta del collo, come si dice. È un business. E diciamo così, dobbiamo ricordare che 2 anni fa Giorgetti al convegno di Rimini di Comunione e Liberazione ha fatto un intervento per conto del governo e ha detto semplicemente che i medici di famiglia non servono più, perché tanto la gente quando ha bisogno va direttamente al privato. Sì, vede internet e trova la prevenzione e altre cose. E questa è stata in piena pandemia ha detto una cosa del genere. In piena pandemia ha detto una cosa del genere. Dobbiamo ricordarcela questa cosa e partire da questo assunto, perché da lì era già cominciata una strategia del tipo che accennavo prima, ma si è fortemente intensificata. Ha ragione la dottoressa, hai ragione tu, scusa se ma potresti essere mia figlia, quando dici che i medici, tutti gli operatori sono presi per il collo. È vero, però ci sono degli errori madornali che sono stati fatti. Ricordiamoci che la sanità è ancora, cioè per diventare un medico tu accedi all'università in numero chiuso. Non c'è stata programmazione. E allora se adesso si piange
perché i medici vanno in pensione e vanno in pensione appena possono per poi riversarsi nel privato e continuare a fare attività del privato, è frutto del fatto che nella sanità pubblica non si è assolutamente calcolato che c'erano degli step ben precisi in cui si sapeva che tot medici andavano in pensione, fra tot anni bisognava rifarne di nuovo. Erano proprio ridotti, nel senso che a un certo punto hanno fatto una legge nella quale quando andava in pensione 3 cardiologi se ne mettevano 2. Siamo noi anestesisti che ancora ci scambiano uno a uno, ma sono poche le specializzazioni. Esatto. Quindi per quanto riguarda, e poi c'è il tema anche economico, chiaramente. Idem, tema economico anche per gli operatori della sanità. Si formano in Italia e scappano all'estero, perché c'è un divario di remunerazione che è spaventoso tra l'Italia e il resto dell'Europa. E quindi chiaramente è un mercato appetibile quello europeo. Per cui perdiamo, dopo aver formato gli operatori, perdiamo gli operatori. Ma non siamo neanche attrattivi, perché uno dei problemi è che, nel senso, altri paesi, quando si trovano i loro medici che scappano, riescono a recuperare i medici da altre parti perché sono attrattivi. Invece questo è un paese dove un rumeno laureato in medicina non ci viene, perché non gli conviene, l'italiano non lo sa. Deve imparare un'altra lingua, va in Germania, cioè non ha proprio il senso che venga qua. Non che in Germania non lavorino, perché poi sembra, ma allora devono fare un tubo, ma scherzi, i turni le fanno lo stesso, lavorano lo stesso, vengono pagati meglio, ma soprattutto hanno un sistema sociale di servizi talmente elevato che la tua vita diventa più semplice. È elevato di qualità e non ha i principi di egualitarismo che abbiamo noi, per cui noi abbiamo ancora in ordine di principio la nostra riforma sanitaria ancora per qualche tempo. Ma lo servizi esterni. Sì. Asili nido, Certo. Sì, certo. Ma comunque, chiudendo, il tema è l'ospedale per quello che è e non sa rispondere. Ma perché non sa rispondere? Perché mancano i servizi territoriali. Mancano totalmente i servizi territoriali, non sono sufficienti così come sono articolati. E invece il fatto per esempio dell'accesso di massa, no, anche per un'unghia incardita al pronto soccorso è dato proprio da questo, perché non c'è e poi non c'è risposta immediata rispetto a una specializzazione una visita specialistica. Quindi è indotto questo dramma della sanità nostra, è una strategia, io dico, che è indotta gradualmente, nel tempo è stata indotta ed sta per esplodere. Che naturalmente dietro ci sono forti pressioni economiche, su questo è fuori dubbio, prima ne accennavo, e per quanto riguarda, e chiudo, gli anziani, devo dire che la legge Turco sulla legge quadro sull'assistenza del 2000 prevedeva che entro un anno e mezzo le regioni facessero la riforma delle IPAB, cioè delle strutture residenziali per anziani, strutture pubbliche. La Regione Veneto deve ancora farlo e questo aggrava notevolmente la situazione di questi enti, di queste strutture, su cui sarebbe tanto da dire, ma non si può in questo contesto. Queste sono, per chi è all'interno della struttura o è stato e continua come me ad avere qualche rapporto, voglio dire, con questo mondo, si capisce benissimo che c'è un disegno politico. È chiarissimo che c'è un disegno politico. E qui nel Veneto, per esempio, la minoranza in Consiglio regionale si è anche svegliata. Recentemente, ma si è svegliata, devo dire. E si sta in qualche maniera mobilitando. Ma è mai presa anche a pesci in faccia dal nazionale. Parlo del PD in questo caso. Più di una volta è successo. Si sta muovendo. Ma si sta muovendo, non mi pare
Non mi pare, perché Cosa stai dicendo? Che? Qui si sta muovendo qualcosa anche a livello nazionale. Beh, Al di là della segretaria nazionale, devo dire che adesso ha i suoi... C'è comunque una situazione fino adesso, devo dire, anche durante la pandemia non c'è stata convergenza tra Veneto e nazionale, assolutamente. C'entra però anche il fatto dei medici sospesi, parliamo di quelli che non sono stati, schierati. I medici sospesi, che sono tuttora sospesi, hanno gravato molto. Sono tuttora sospesi? No. Li hanno reintegrati. Tutti, sì. A noi rientrò un'infermiera, noi abbiamo, cioè le cose particolari, io ho visto un'infermiera avvocata per 6 mesi che è rientrata dentro e non ha avuto nessun obbligo di farsi. Ma molti sono ancora radiati però, come la dottoressa Balanzoni magari la conosci, non so. Ce ne sono radiati in particolare perché allora ho opinioni particolari, ma non me lo ricordo. No, vabbè, ho detto solo perché... Scusa, Carla al volo, Nino al volo e poi lei. Un ragionamento strategico su quello che diceva Matita. Allora, dammi un minuto, un'analisi di cosa è successo nel cadore, perché c'è questo successo. Andiamo a vedere bene. C'è una situazione stranissima in cui le associazioni sono poverissime di persone, ce n'è una o due per ciascuna associazione nazionale presente in tutta la provincia, necessariamente molto distribuite irregolarmente. La necessità ha fatto in modo che da 5 anni questi hanno settimanalmente un coordinamento di tutte le associazioni, sono in 15 persone in tutto, che si trovano sistematicamente, tutto lo sa benissimo, diciamo perché sono nella chat. Siamo presenti anche a livello, è costituito Lega Ambiente, WWF, Montevideo, CAI, il Comitato di Controllabilità, Libera e quant'altro. Una persona o due, perché quelle sono le presenze, ma questa povertà li ha costretti a fare necessariamente tutte le cose insieme, perché uno da solo, da due, non faceva niente. Il che vuol dire che da 5 anni, che l'ho seguita anch'io, da 4 anni questi stanno ragionando duro, con qualità, con approfondimento sulle Olimpiadi. E quando fanno le azioni, rompono le bolle associative, necessariamente devono rivolgersi a quei pochi che riescono a raggiungere con la popolazione direttamente. Quando è arrivata la possibilità politica delle elezioni a Cortina, si è rotta la bolla, la dimensione locale ha fatto in modo che scendendo in strada, comunicando con la persona, sono riusciti a ottenere il risultato. La cosa curiosa è che sulle Olimpiadi le associazioni nazionali li hanno scaricati tutti. Perché le ho seguite le cose io, le associazioni nazionali non hanno mai aiutato, mai fatto un'iniziativa nazionale, anzi boicottato. Però la forza locale del lavoro collettivo comune su cui si è installata una situazione fortunata, perché l'idea della pista era così scema, ma così stupida che tutti quanti l'hanno capita. Attenzione però, non sottovalutate Zaia che è stratega, perché Zaia è l'unico che 5 anni fa ha avuto un'idea strategica per il futuro della regione. Gli altri non l'hanno avuta, stupida, arretrata di 30 anni fa, ma è l'unico che ha fatto una proposta con il Prosecco, strategica, comprensibile e di massa e di consenso. Gli altri nessuno. Però per fortuna un'idea stupida nel concreto, per cui piena di difetti, squalificata, e lì ha trovato nei comitati 3 persone formidabili. Una movimentista, la Patrizia, Roberta anche dopo, che a livello comunale ha una capacità di fuoco, di iniziativa, di entusiasmo, di capacità oltre ogni misura. Una persona tecnicamente molto qualificata, che sa fare un'analisi strumentale, Silverio, soprattutto, che fa e una volontaria di Italia Nostra, l'unica associazione che si è giocata a livello nazionale con 3 ricorsi sulla pista di gol, che ha avuto una capacità paziente di resistenza giuridica, di ricorsi, di documentazione. Con queste 3 persone è una forza di base. Allora, secondo me non funziona l'idea degli stati generali, perché se non c'è lavoro se non c'è lavoro quotidiano per mesi e anni trasversale nei territori con le persone che spingono poi gli stati generali, perché sennò diventa una manovra di personaggi di potere che non portano a niente. Dobbiamo ricostituire, scusate, quella trama modesta ma capillare e folta che c'era 30 anni fa con il mondo Ecopax.
cioè con la capacità di lavorare nei territori trasversalmente. Se non la ricostruiamo non possiamo neanche arrivare poi a un disegno complessivo di respiro che smuova anche i potentati, perché guardate che le istituzioni nazionali stanno tradendo le spinte locali. Legambiente molte volte, anche WWF qualche cosa dice, ma anche da Greenpeace. Adesso ve lo spiego dopo se vogliamo, ma c'è un arretramento nella capacità di scontro, di proposizione, di dialettica che è drammatica, per cui poi gli esponenti locali con grandissima buona volontà si trovano scoperti, come è successo localmente. Ma nonostante ciò, però, quando c'è questo lavoro, questo atteggiamento quotidiano è un micro che poi si ripete un po' anche nel Vicentino in questo momento, sul FAS. Cioè ci sono due elementi forti in questo momento che stanno funzionando così. Io voglio dire delle cose che forse già sapevo, penso di sì. Parliamo sempre di ambiente e avete mai sentito parlare dei fogli verdi? Dei fogli verdi? Allora, cosa sono i fogli verdi? Uno che ha un bosco fa una procedura ministeriale, spende 200-300 mila euro e ottiene fogli verdi per 1 milione di euro che sono quotati in borsa a Londra. Questi fogli verdi, che sono dati perché è stato abbattuto tanto CO2, li compra l'aeroporto di Roma e l'aeroporto inglese. Certificati verdi? Sì, carte mie, diciamo carte. No, certificati verdi. Quindi a questo livello qua abbiamo vicino a noi un'isola, non faccio il nome perché il business è grosso e la gente lo sta trattando poi consentito dalla legge, è un'oasi vicino a casa nostra, qui in Laguna, che sta trattando, loro hanno fatto tutte le certificazioni, hanno tutto, hanno avuto certificati fogli verdi per 4 milioni di euro che li hanno venduti all'acciaieria di Stuttgart, all'aeroporto di Fiumicino, all'aeroporto di Londra e all'aeroporto francese per far vedere che loro abbattono le emissioni. Io, il dottor Manetti, il professor Pastorelli avevamo fatto una proposta al Ministro per l'Ambiente che questa stortura venisse un attimino messa parificata. Manco ci ha cagato per i 4 scemi, così non li caga nessuno, no? Chiaramente. Però questo è il punto, se siamo a conoscenza di queste strutture qua, cominciamo a fare massa critica su questo. Altra questione importante, che qui però è un discorso molto più abbastanza duro, io sto collaborando molto in Toscana con Lega Ambiente e altre associazioni e organizzazioni. Nel comune di Quarata è stato fatto degli accordi e cose bellissime, è stato messo in piedi un totem con l'aiuto dei cittadini, cose che misura l'aria fine, tutte le spore, ricerche, costa 50 euro. L'abbiamo fatto tarare, col telefonino no, perché sono un vero, io con i telefonini li facciamo perdere, meglio perdermi, però questo strumento è stato verificato in legge di 40. Tu cerchi Daniele Manetti, gli dici che sei un amico mio e vedrai cosa ti viene fuori. Ecco, e su questo, che poi ci ho litigato anche con i medici per l'ambiente su questo, perché certe cose semplici chissà perché non le vogliamo mai fare, facciamo le cose sempre più complicate. Beh, con questo strumento ha messo in piedi una lotta perché molte malattie professionali, e qui grazie anche al professor dell'ospedale di Verona, che non mi ricordo, Carletti, che lui sta curando 3.000 pazienti reumatologici che sono dovuti a altamente polveri inquinanti. Il professor Carletti, quando ha fatto questa enunciazione nei giornali, la Regione Veneto ha tolto 4 infermieri professionali, perché lui ha detto che naturalmente gli 8.000 pazienti che ha in cura più di 3.000 non potrà più seguirli, perché se gli hanno tolto i professionali, come farà a seguirli? Ecco, questa è una cosa da capire e vedere come mai molte malattie professionali passano sotto banco. Poi guardiamoci anche molto onestamente, il privato è bello. Noi negli anni 70, quando abbiamo varato la grande riforma del centro medicina del lavoro e la medicina di Stato, poi subito dopo abbiamo barattato l'articolo 18 lasciando per strada l'articolo 12, 15 e 9, che andava la medicina in mano ai privati.
perché la medicina, se non ci sono i fondi, non funziona. Ecco, l'articolo 18 non ha un costo, mentre quegli articoli avevano un costo, e l'unica regione che aveva tirato alcuni fondi è stata la regione Emilia-Romagna, che doveva mettere a tacere quel grande scandalo sulla psichiatria a Dolce. Ma gli altri regioni hanno fatto un tubo, perché il privato è bello, è fatto tutto questo dentro testa che va dal privato 50.000 lire su tutta la visita, guarda, funziona così, lo stato di salute di uno Stato non è così. Provate a ammalarvi in America. Io ero imbarcato, mi è capitato, provate a ammalarvi lì per corpo di Giuda, poi ne parliamo. Quindi stiamo molto attenti quando crediamo o vendiamo che gli altri stati siano migliori di noi. No, uno Stato si misura in due cose importanti: come facciamo vivere i nostri anziani e quanto paghiamo di tasse per questa nostra spesa di sanità. Se paghiamo come i finlandesi, allora avremo le cose, ma se passiamo tutti evasori, non avremo una sega, ragazzi, scusate il linguaggio, e scusate il sfogo. Comunque mi dispiace che non sia stata accolta, perché da tutti gli interventi si parlava di dire dobbiamo cominciare a rompere l'isolamento. Sono stati generali, quindi aspetta un attimo, secondo me invece le due cose non sono contrapposte l'una all'altra, perché quello che si sta creando, che dal basso, voglio dire, io non lo sapevo, ma a Cortina si è creato il comitato, a Vicenza, da voi si è creato un coordinamento di comitati. A Padova si sta creando, e ti assicuro, è stata una cosa che non è che una settimana prima non lo sapevamo che si sarebbero creati, quindi queste cose avvengono spontaneamente. Se poi dopo non c'è. È bellissima l'idea, secondo me, di prendere questi coordinati dei comitati e unirli perché in realtà questo discorso che diceva lui, che spesso in queste associazioni, comitati di quartiere o quel che è, in realtà sono uno o due che fanno, poi altri intorno esistono, ma fattivi sono uno o due. È necessario che queste persone che portano avanti i temi locali si riuniscono, è fondamentale. No, io invece la trovo un'idea. No, non l'avevo detto la mia. Non abbiamo finito oggi, queste sono le iniziative. Direi che ci siano tante alternative. Secondo me non ci sono tante alternative. Unirsi e comunque avere delle persone che ci lavorano. Sì, no, perfettamente d'accordo. Non ci sono. Volevo fare un ultimo intervento e poi vediamo. Questo era un inciso legato alla questione che era stata tirata fuori sul pronto soccorsi, non era ambito sanità, cioè ambito ambiente, ma sui pronto soccorsi e la medicina del territorio. Una alternativa a quello che c'è oggi esiste come possibilità e in maniera surrogata era quello che stavamo cercando di fare con queste case della salute, cioè queste unioni dei medici di medicina generale, eccetera. Solo che il problema là è di fondo, perché per fare un sistema che veramente supporti il pronto soccorso, e dopo averci lavorato mi è veramente chiaro secondo me, perché l'80% dell'utenza che arriva in pronto soccorso è un'utenza che ha bisogno di un medico di medicina generale e non ha bisogno di uno di pronto soccorso, e sinceramente sono andata in pronto soccorso in Inghilterra e non ho avuto quei tempi d'attesa, perché loro hanno invece quel sistema territoriale, loro hanno la sanità pubblica da prima di noi, quindi non si può dire nulla sul sistema inglese, che non sono gli Stati Uniti, che invece è uno schifo. Ma il punto è questo: hai bisogno di una rivoluzione, perché devi prendere i medici di base e renderli dei dipendenti pubblici. È quasi impossibile, nel senso che hanno un sindacato di medici di medicina generale che non vuole assolutamente sentirla una roba del genere. Loro si lamentano, ma in realtà non vogliono diventare dipendenti pubblici. Ma perché? La situazione dei dipendenti pubblici è quella che è, scappano tutti, adesso sarebbero folli anche loro a volerci andare. Perché questo li comporterebbe a creare un sistema dove hai queste case di cura, dove molta utenza va, hai più medici di base all'interno, hai un inizio di diagnostica, un RI, un ECG, l'inizio, ecografie, cose base, anche qualcosa di laboratorio, comunque vengono mandate anche analisi di laboratorio, e hai un sistema che funziona H24, eliminerebbe anche, in Inghilterra li elimina, non esistono le guardie medica,
guardia medica dovrebbe esistere, tu dovresti andare dove vai al mattino dal tuo medico, dove prendi appuntamento opportuno, vai anche di notte se hai una cosa, perché sai che non è da pronto soccorso, quindi dici vado come andassi dalla guardia medica, solo che vai in un posto dove hanno i file che sanno tutto di te, conoscono tutto di te, non devi riportargli tutte le cose, è più agile e veloce, perché metà del tempo che si perde in pronto soccorso è perso a chiedere l'anamnesi e i farmaci che uno prende, che poi se li ricorda non se li ricorda. Quindi il sistema territoriale, se modificato opportunamente, dà un servizio completamente diverso. Il problema è la volontà di farla una roba di questo genere. Basta. Fermiamoci qua. Però altri. La finanziaria, Solo che l'altro giorno sono andata a pronto soccorso, sono stata 9 ore, sono andata prima al Lido, non hanno neanche mi hanno fatto un elettrocardiogramma perché è un punto di primo intervento al Lido e basta. Fanno un elettrocardiogramma e non riescono a comunicarlo a Venezia. Non possono fare gli enzimi cardiaci perché non hanno un laboratorio e vabbè, allora dopo mi hanno portato con la barca a Venezia. A Venezia ho dovuto aspettare fino alle 9 di sera, era mezzogiorno, per fare una visita cardiologica. Vabbè, non importa, la visita è durata 5 minuti e io sono rimasta con la fibrillazione. Vabbè. Non mi hanno fatto neanche niente, insomma, vabbè, mi hanno dato dei farmaci non prescritta, che io non ho preso perché era fibrillazione atriale, sì. Ma quello che mi ha sconvolto è che intanto potevano mandarmi dal cardiologo prima, no? Perché il medico lì del pronto soccorso non mi ha neanche guardata, ha guardato la carta e io l'aveva dal cardiologo. Sì. E poi la mancanza di umanità, che questa cosa mi colpisce, insomma. E questo c'era già comunque prima del Covid, che tu non parli, non potevi neanche parlare con un medico, non è come una volta che si parlava. Cioè manca del tutto non c'è tempo. Vabbè, non c'è tempo. Io mi sono parlato dei problemi che sono talmente pochi e hanno talmente tanta utenza è giusto che il paziente poi dica sono disumani, ma purtroppo, ed è vero, è vero, cioè io ho visto la disumanità che si sta creando di tutto, ma si crea perché il sistema si sta risolvendo. L'istituto GIMBE o GIMBE? Che si basa sulla evidenza statistica. Sì. Ieri ha fatto una dichiarazione, un'intervista lunga, e dichiarava alla domanda topica, diceva ma di fronte a una possibile, probabile epidemia, come saremmo messi? Molto peggio di come eravamo 3 anni fa. Chiarissimo. Grazie di queste. E non faccio statistica, nessuno c'è. Allora, questo qua è l'inizio di una discussione, come ha accennato Tita, è già un ponte perché ci siamo visti anche domenica scorsa a Zegnano, ma il tema era solo il FAS la settimana scorsa e sapevamo che era lì. E noi dobbiamo rivederci, non sappiamo ancora in che modalità, però dovremo usare molto di più la questione anche informatica, cioè con lo Zoom, perché non possiamo pensare che a livello regionale ci si debba spostare per ogni momento, per ogni mondo. Se in caso mi avviso un po' prima, mi posso dire a Daniele, da Pistoia, oggi dovremmo trovare in un Sayami. Ma sei il nuovo Dotti di Venezia questo, Daniele Manini si chiama. Manetti. Ah, non Manetti. Lui ha fatto, lui ha fatto. Va bene, Mimmo, grazie a tutti.